Buongiorno amici di Calcio Napoli 24 TV, un saluto da Vincenzo Credendino, torna Calcio Napoli 24 Live, quest'oggi puntata speciale perché oltre ad aggiornarvi con le ultime di casa Napoli, gli infortuni, i rientri dalle nazionali, ci saranno collegamenti con il Social Football Summit. Che cos'è? Un evento di portata nazionale al quale partecipa chiaramente anche Calcio Napoli 24 TV e che vedrà protagonisti e che vedrà gli interventi dei protagonisti del mondo dello sport, il tutto però ringraziando il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia, tutti voi, vi ricordiamo chiaramente che potete seguirci sul 79 del digitale terrestre e su YouTube per quanto riguarda il segnale in streaming. Fatemi dare il buongiorno anche a Riccardo Cadapano. Ciao Ricky! Buongiorno a tutti, buongiorno a te caro Vincenzo Credendino, Emanuele Bernardo in cabina di regia. Devo andare anche a controllare chi c'è all'ufficio stampa, dovrebbe esserci Claudio Russo se non vado errato, guarda lo faccio in presa diretta, ebbene sì, c'è proprio Claudio Russo che andiamo a ringraziare. Day after la vittoria dell'Italia contro, con chi ha giocato? Aspetta l'Italia, Con l'Ungheria. Per 2-0, vittoria targata ancora una volta a Giacomo Raspadori, Italia che quindi accede alla Final Four di Nations League. Parleremo ovviamente degli azzurri impegnati in nazionale anche dal punto di vista degli infortunati. Tiene banco la situazione Amir Rahmani con il Kosovo, che però è stato convocato e dovrebbe scendere in campo, così come le ultime su Matteo Politano, perché emergono possibilità di recupero lampo per l'esterno del Napoli, oltre poi ai collegamenti, come giustamente dicevi tu, direttamente dall'Olimpico di Roma con tanti ospiti, il nostro Manuel Guardasole, quindi insomma puntata ricca come di consueto. Seguiteci dalle 12 alle 14 sul 79 del digitale terrestre, ma anche sul nostro social di riferimento, in questo momento il nostro canale YouTube, al quale vi invito ad iscrivervi, a mettere un bel like alla diretta e attivare anche le notifiche cliccando sulla campanella in alto a destra. E tra un po' ci collegheremo con il nostro Manuel Guardasole. In effetti il primo intervento in scaletta è proprio il suo, Manuel Guardasole di Calcio Napoli 24, che ci ragguaglierà su cosa sta succedendo al Social Football Summit di Roma. Abbiamo già visto che ci sono stati gli interventi di De Siervo, c'è lo stesso Casini, quindi insomma si parla anche di politica calcistica, ma ovviamente noi andiamo a puntare il nostro focus innanzitutto su quella che è la notizia dell'ultima ora, vale a dire il recupero di Matteo Politano. Ci ha sorpreso Tutto Sport quando ha scritto che l'esterno azzurro ex Sassuolo potrebbe essere in campo addirittura già contro il Torino, quindi tra pochi giorni, visto che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 15. La caviglia, leggiamo, dell'esterno d'attacco sta migliorando progressivamente, tanto da immaginarlo in panchina per la gara di sabato pomeriggio allo stadio Maradona. Passi da gigante verso la guarigione li sta facendo pure Osimhen, che anche ieri ha svolto terapie prima di allenarsi in campo con Politano. Non è da escludere che il bomber nigeriano possa essere convocato per la trasferta di martedì prossimo ad Amsterdam contro l'Ajax, gara che comincerebbe dalla panchina. Nei prossimi giorni si prenderà una decisione. Queste le ultime per quanto riguarda Matteo Politano. Ieri, Riccardo, ho apprezzato il focus che hai curato su calcionapoli24.it. Immaginavi quali potessero essere le chance di sostituzione per ovviare al problema dell'assenza di Matteo Politano. Secondo Tutto Sport c'è la possibilità che l'esterno possa andare almeno in panchina qualora non dovesse riuscirci, o meglio non ce lo immaginiamo sicuramente titolare. Dopo il focus di ieri io fatico anche a immaginarmelo in panchina, devo dire la verità, perché se non è al 100% il Napoli non lo rischia, quindi penso voglia tentare un recupero, anche quello miracoloso, per l'Ajax, quindi poi vedremo in questi giorni se ci saranno ulteriori miglioramenti per quanto riguarda Politano. Ieri nel focus, insomma, ha dato queste 4 possibilità di sostituzione dell'esterno italiano. Quella più logica è ovviamente quella relativa a Lozano, che però sarà tra gli ultimissimi a tornare, arriverà di fatto tra giovedì e venerdì a Napoli, farà solo la rifinitura e quindi Spalletti non so se poi riuscirà a contare effettivamente sul messicano, che sicuramente sarà quantomeno in panchina. Se le condizioni saranno buone mi immagino Lozano titolare contro il Torino. Se così non dovesse essere, ci sono 3 opzioni
che dal punto di vista tattico cambiano molto anche quello che è l'equilibrio del Napoli, e molto dipenderà dalla partita che vorrà fare Spalletti contro il Torino. La prima opzione credo sia quella a questo punto di Zerbin, che io francamente caldeggerei, perché il ragazzo mi piace, dà anche un'ottima mano in fase di non possesso, davanti a voglia e pimpante e qualcosina, insomma qualche chance io gliela darei. Poi c'è quella di Elmas, che però a destra non mi ha mai convinto, però sappiamo quanto Spalletti tenga in considerazione il giocatore macedone. Lui ti dà anche possibilità magari di entrare un po' più nel campo più che sfruttare la profondità e andare sul fondo. Anche questo, avendo Kvaratskhelia che più o meno fa la stessa cosa, non so quanto sarebbe bilanciato, sicuramente più bilanciato in fase di non possesso. Più offensiva sarebbe la scelta di Raspadori, che a destra qualche partita l'ha giocata con il Sassuolo, però un tridente Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori è un tridente totalmente a trazione anteriore, quindi se Spalletti vuole aggredire la partita, sacrificando anche un pochino quello che è l'equilibrio, potrebbe optare per questa scelta. Io ragionavo anche sul possibile cambio di passo a gara in corso, perché se non hai Politano, Lozano magari non al 100%, e metti Raspadori titolare, dalla panchina in fase offensiva non è che hai tantissimo, a parte Lozano, mancando poi Politano ed Osimhen. E studiando anche il Torino concede tanto e subisce tanto nella seconda metà della partita, quando le energie vanno un po' più calando. Quindi quello potrebbe essere il momento giusto di tentare di colpire il Torino, e non avendo questo magari cambio di passo a partita in corso potrebbe essere un po' un rischio, perché avresti solo Lozano che magari non al 100% e Zerbin dalla panchina. Io opterei per Zerbin, devo dire la verità, però dipende da che partita vuole poi andare a inscenare lo stesso Luciano Spalletti. Ci sono tre opzioni, diciamo così, differenti: offensiva con Raspadori, la via di mezzo che è Elmas, e poi la freschezza di Zerbino con la possibilità poi di mettere Raspadori a partita in corso. Quindi sono queste le tre ipotetiche soluzioni, a meno che ovviamente poi Lozano non dia garanzie ed è lui l'alternativa naturale a Politano. Ma lo vendi tu Lozano per 45 milioni oggi? Non credo che arrivino offerte per 45 milioni. Lo so, Riccardo, però volevo pungolarti. Lo vendi o non lo vendi a 45 milioni oggi? A gennaio no, perché devi trovare l'alternativa poi. Andresti a prendere Solbakken, che però è un po' più diverso. E io francamente no, aspetterei l'estate per valutare. Poi c'è il mondiale di mezzo, quindi magari un grande mondiale di Lozano può anche aiutare lì sì a raggiungere a quel punto lì arrivano le offerte. Però se la squadra dà garanzie, in questo momento lo sta facendo, avere comunque l'alternativa Politano-Lozano sulla destra è un'alternativa che in pochi in Serie A possono avere, e io non toccherei nulla se la squadra ti dà garanzie, quindi a gennaio difficilmente un'operazione del genere potrebbe andare in porto. E allora però, visto che stiamo a parlare di quella che è la probabile formazione, o meglio abbiamo cominciato col puntare il focus su quello che potrebbe essere il sostituto di Matteo Politano, concludiamo il discorso probabile formazione, pur nella consapevolezza che chiaramente devono tornare i nazionali, siamo ancora a martedì. È chiaro che ne passerà di acqua sotto i ponti, però per esempio Meret titolare lo possiamo dire tranquillamente. Possiamo anche immaginare quale sarà la difesa titolare. Questa mattina abbiamo letto che ci saranno dei problemi per Kim, e vado a leggere nel dettaglio. Rientro nazionali, ecco l'elenco. Andiamo un attimo al touch, per favore, Emanuele. Anghissà, Demme, Gaetano, Juan Jesus, Marfella, Ndombele, Simeone, Sirico e Zanoli sono i giocatori che ieri, insieme con un po' di ragazzi della primavera, hanno celebrato il primo allenamento della settimana. I primi a rientrare saranno Lobotka e Zielinski, attesi oggi. Okay. Domani poi dovrebbe toccare a Elmas, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Meret, Raspadori e Zerbin, quindi gli italiani. Giovedì toccherà Mario Rui, Olivera, Ostigard e Rachmani. Anche Kim è atteso giovedì dalla Correa, ma il rientro è lungo e complesso e si vedrà. Lozano invece parteciperà soltanto alla rifinitura di venerdì. Alla luce di queste considerazioni, chi scende per esempio come titolare per quanto riguarda la posizione di difensore centrale? Da valutare Rachmani. Come rientra dal Kosovo, perché non era al 100%, seppur proprio dal Kosovo alcuni giornalisti ci riportano che abbia superato il problema, che sarà a disposizione della nazionale.
Ostigard potrebbe giocare e c'è Juan Jesus che a questo punto potrebbe anche lui candidarsi a una maglia titolare, e poi chi avrà più, diciamo così, freschezza muscolare tra Rachmani, Ostigard e Kim scendere in campo da titolare. Io credo che se Kim rientrerà in tempo sarà titolare contro il Toro, e poi si giocano una maglia Ostigard e Rachmani. Potrebbe essere il momento anche di Ostigard, perché no? Andiamo allora dal nostro Manuel Guardasole, che penso sia già pronto dal Social Football Summit lì in quel di Roma. Che bella location, che bella mise per il nostro Manuel Guardasole. Ci aspettiamo altrettanta bellezza, Manuel, in quello che sarà lo svolgimento del Social Football Summit, che tu stesso ci racconterai. Linea a te. Buongiorno ragazzi, innanzitutto siamo allo Stadio Olimpico. Come potete ben vedere, alle mie spalle c'è lo stand dove ci sono praticamente ogni mezz'ora un panel dedicato a quello che è il tema di quest'anno. Il tema di quest'anno è il passaggio dal Web 2, scusate, al Web 3. Chiaramente ha già parlato anche Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer della SSC Napoli, e devo dire, poi dopo il mio intervento potrete anche mostrare quelle immagini e quel momento, ci sono stati già degli spunti molto interessanti. Stiamo attendendo anche l'ok da parte del Napoli per un'intervista in esclusiva a Tommaso Bianchini per Calcio Napoli 24. Vediamo se arriva l'ok definitivo per affrontare ancora più nel dettaglio i temi che ha toccato e che secondo me sono molto interessanti. Ha parlato anche della Lega Serie A De Siervo. A breve troverete anche su calcionapoli24.it le immagini e i virgolettati. Si è parlato tanto di quello che è il futuro della Serie A, dell'importanza di inserire in questo sistema quello che è la blockchain, il metaverso, gli NFT e tutto questo mondo, ma soprattutto si è parlato dei diritti. La volontà della Lega Serie A è di anticipare un po' i tempi, di iniziare già quest'anno a fissare quelli che saranno i diritti 2024-2027, anticipare e seguire un po' il modello della Champions League. Vado su quelle che sono le parole di Tommaso Bianchini perché un po' vi sorprenderò. È stato annunciato di fatto che sarà sfruttato in qualche modo i diritti d'immagine dei calciatori del Napoli anche singolarmente in alcuni paesi. Nel dettaglio faccio l'esempio di Kvaratskhelia, che è l'esempio fatto da Bianchini, dello stesso Kim in Corea del Sud, per dei prodotti. Spero di poterglielo chiedere, di andare più nello specifico, ma si parlava di prodotti nei paesi specifici con calciatori specifici. La discussione era: io ho una squadra di 25 personaggi Marvel, così li ha definiti Bianchini, e poi tra poco potete ascoltare direttamente le sue parole nel dettaglio, e posso sfruttarli e utilizzarli anche singolarmente come tali. È molto, molto interessante, quasi una brandizzazione paese per paese con giocatori chiave, mettiamoli così, questa che è l'idea del Napoli. Interessante. Poi mi auguro, come ha detto giustamente Manuel, tra l'altro colgo l'occasione per salutare e abbracciare virtualmente, che ci siano ulteriori novità, ulteriori sviluppi, e che avremo la possibilità di sentire anche Bianchini ai nostri microfoni. Manuel, per rendere un po' più semplice a questo punto anche la comprensione ai nostri telespettatori, tu hai parlato ovviamente di tutti quelli che sono degli aspetti web, degli aspetti social, addirittura del metaverso, che tanto va in voga a proposito di supereroi Marvel. Se puoi riassumerci, diciamo così, anche per chi è meno avvezzo, me compreso, diciamo così, quelle che sono le tematiche inerenti, oltre ai diritti TV, di questa bella iniziativa che si sta svolgendo allo Stadio Olimpico, per farci fare un poco una panoramica in parole un po' più semplici, perché sono curiosi anche i nostri telespettatori, me compreso, ecco. Sì, tra l'altro vi anticipo che saremo qui fino a domani, quando è atteso anche Roberto Mancini al Social Football Summit. Oggi pomeriggio anche un lato social specifico che stanno facendo benissimo su Twitch, che è un'altra di quelle piattaforme che sposta un po' sul Web 2 e in futuro sul Web 3, con Lelia Dani e Bobo Vieri che saranno ospiti, e proveremo anche a parlare con loro e a capirci di più. Vi faccio veramente una spiegazione breve e semplice per quello che può essere l'ingresso del Web 3 nel mondo del calcio. Per il momento si tratta di
carte collezionabili in NFT, che partiranno da domani. Tra l'altro è stato annunciato oggi con OneFootball qui presente proprio al panel con Tommaso Bianchini. Sarà un archivio storico della Serie A che è sempre stato sfruttato poco e male, così diceva anche Ciccarese della Lega Serie A, e che da adesso di fatto quei momenti, il gol di Shevchenko storico piuttosto che il gol del 2002 di Totti, potranno diventare NFT, e quindi il fruitore del calcio, il tifoso, non è più soltanto colui che guarda, è esterno a queste vicende, ma può acquistare quel momento, è suo, e può poi rivenderlo anche sul mercato secondario. Insomma, si sposta il calcio dalla semplice fruizione visiva, televisiva, radiovisiva, ad un vero e proprio possesso di momenti chiave del gioco del calcio e della Lega Serie A. In questo la Serie A ha anticipato altri tornei con l'accordo con OneFootball, con Sorave, con Socios. Sono tante le aziende che lavorano nel Web 3 e su blockchain, e diciamo che l'argomento cardine di questo incontro di quest'anno è proprio il rapporto consolidato e che si sta consolidando con questa realtà. Quello che è chiaro anche dalle parole di Bianchini, e fra poco le ascolterete sicuramente, è che il Napoli, ma come tutte le squadre di Serie A, per la prima volta ha fatto fronte comune, non più discussioni in Lega, ma si sono resi conto di quanto è importante andare a prendere nuovi tifosi, a quanto è importante portare il calcio italiano fuori dall'Italia. Si parlava di 30-40 milioni di tifosi in Italia, ma 500 milioni di tifosi del campionato italiano nel mondo, e quindi è quello l'obiettivo attuale della Lega Serie A. Vi aggiungo solo una cosa, secondo me molto interessante del discorso sia di Ciccarese della Lega Serie A che di Bianchini, di andare a intercettare le nuove generazioni, ovvero oggi i fruitori della Serie A sono più 35 d'età, la fascia dai 5 ai 35 anni sono quelli che più sono sul web, sono tendenti al Web 3, conoscono gli NFT e questo mondo, ed è proprio a quelli che si sta mirando. Ma nell'ultima curiosità ti chiedo quali sono gli interventi previsti tra i protagonisti del mondo del calcio, se ci sarà anche qualcuno magari attinente alla sfera Napoli o in tema Serie A, diciamo così. Guarda, sì, dicevo prima di Lele Adani e Bobo Vieri nel pomeriggio, questa mattina ha parlato la di Desirbo, ma la giornata di domani è molto importante con Daniele De Rossi, ma soprattutto il CT Roberto Mancini, e poi vi anticipo che ci sarà Pastorello domani, e quindi cercheremo anche di sapere di più riguardo il rinnovo di Alex Meret. E allora, buon lavoro Manuel, aspettiamo tu e chiaramente chiedici la linea in qualsiasi momento tu voglia. Grazie mille. Vi ringrazio, e insomma avete le immagini di Bianchini, potete mostrarle quando volete. A dopo. Ciao Manu. Grazie al nostro Manuel Guardasole. Allora a questo punto, insomma, Emanuele Bernardo, faccele sentire le immagini di Bianchini, poi chiaramente andremo anche ad analizzare insieme i contributi che ci sta inviando il nostro Manuel Guardasole prima di mostrarli e di portarli alla vostra attenzione. Lui faceva un accenno a Federico Pastorello, che come sappiamo essere tra gli altri agente di Alex Meret. Ebbene, le ultime per quanto riguarda il rinnovo del portiere friulano ci portano a pensare, o meglio a scoprire, che lo stipendio, pensate un po', di Alex Meret a un passo da lasciare il Napoli, era già della Spal, del Torino, adesso neanche nemmeno ricordo quante se ne sono dette su Alex Meret, sì. Adesso sta quasi per guadagnare il doppio. Pensate quanto può cambiare un mese di calcio fatto bene in Italia, da 1 milione a 1,7 milioni, così. Sì, però non è che sono regalati, attenzione, perché comunque, a parte l'inizio di stagione molto positivo di Meret, già in estate si era trovato un principio di accordo su quelle cifre, sintomatico di come ovviamente Meret chiedesse e meritasse, anche nonostante qualche errore e qualche critica di troppo, il rinnovo. Poi è ovvio che le prestazioni incoraggianti di Meret in questa prima parte di campionato, uniti al modo in cui è stato trattato anche un pochino Meret nell'arco della stagione, hanno fatto sì che Meret e Pastorello, il suo agente, chiedessero un qualcosina in più. Il Napoli, che forse qualcosa da perdonare ce l'aveva proprio per il modo in cui, probabilmente io continuo a dirlo, l'unico neo davvero della gestione del calciomercato estivo del Napoli, abbiano fatto uno sforzo in più proprio a testimonianza del fatto che il Napoli, accortosi di aver
forse tirato un po' troppo la corda con Meret, abbia deciso adesso di dargli fiducia non solo in campo ma anche dal punto di vista contrattuale, anche perché se Meret fa un'ottima stagione, è iniziata molto bene, poi mi auguro possa proseguire così, e lo perdi a 0, oltre al danno hai anche la beffa, e quindi credo che sia una scelta abbastanza saggia, al netto di quelle che sono comunque le cifre del contratto, e comunque prevederà 1,5 di parte fissa. Ma a un certo punto hai imparato anche a giocare coi piedi, perché mi ricordo che questa roba era imprescindibile. Che è successo? No, ma il portiere, ragazzi, ha fatto un po' di tecnica. Se il portiere deve parare, deve dare fiducia al reparto. Poi magari con i piedi non è... Cioè, Donnarumma non è un fenomeno con i piedi, parliamoci chiaramente, però è ieri... È titolare della nazionale italiana. Nazionale italiana, per una nazionale che prima di queste ultime 2 partite provava a fare un po' di gioco, di costruzione dal basso. Ieri Donnarumma è stato secondo me il migliore in campo dell'Italia, ha fatto almeno 4 parate mostruose, ed è giusto che sia così. Con l'Inghilterra stesso, vedi, ha fatto quella finta su Harry Kane dove tutti quanti abbiamo un po' tremato, al netto dell'importanza della partita. Sarebbe un di più per un portiere poter giocare con i piedi, però quest'anno il Napoli, vedi, se il tuo allenatore è Sarri, ma un conto non è Sarri il nostro allenatore in questo momento. Cioè, il Napoli ha sempre cercato la costruzione del piede, però c'è un cambiamento quest'anno. Il Napoli, è vero, cerca la costruzione, anche perché la bravura di Lobotka e comunque il passaggio te lo dà sempre. Quindi non è che ti devi inventare chissà quale apertura di piede. Però il Napoli quest'anno ha la possibilità di variare, cioè non c'è la ricerca esasperata della costruzione dal basso. Quando c'è bisogno di una palla lunga a scavalcare il centrocampo, che sia Kim, che sia Meret, che sia Di Lorenzo, che sia Mario Rui, che sia Rachmani, ce l'hanno. Perché hai Osimhen, perché hai Simeone quando gioca, perché hai lo stesso Kvaratskhelia, e quindi puoi avere l'opzione B, e questo sicuramente toglie un po' di pressione anche ad Alex Meret dal punto di vista del gioco con i piedi, e poi fino a questo momento, quando chiamato in causa anche con i piedi, errori non ne ha fatti, l'ho sempre visto abbastanza tranquillo, ed è quello che serve al Napoli. Credo che siamo pronti con il primo contributo. Manuel Guardasole ci annunciava Bianchin e noi vi mostriamo le immagini e le parole proprio di Bianchin. Cosa vuol dire per un club investire nel Web3, investire tra Web2 e Web3 in realtà, perché il mondo delle opportunità è ancora grande, e cosa vedi come club e perché i club devono investire in questa direzione? Buongiorno a tutti innanzitutto, un complimento enorme a Massimo Tucci per ricominciare, perché ha fatto un bellissimo evento, e stavo riflettendo stanotte sull'evoluzione del Football Summit in quanto accompagnamento poi dell'evoluzione dello sport marketing in Italia, no? Perché abbiamo iniziato tanti anni fa, il panel iniziale fu sul CRM, il secondo fu sulla membership, il terzo fu sulla loyalty, il quarto fu l'anno scorso sugli sports, e quest'anno si parla appunto di Web3, no? E quindi stiamo analizzando... CRM alla Web3. Esatto, dal CRM alla Web3, e quindi è sempre molto interessante fermarsi un attimo, perché noi siamo in un frullatore continuamente acceso, e questi 2 giorni ogni anno invece ci danno il permesso di fermarci per una ragione, di riflettere su quello che è successo, no? E penso che oggi sia proprio esplicativo di quello che è successo, di un percorso accelerato, anche se vogliamo, da un virus, no? Quindi da una pandemia che però in questo caso ci ha aiutato a capire che forse è necessario andare un po' oltre quel modello standardizzato da tanti anni, sul quale per tanti anni siamo stati fermi e molto confidenti. Quindi il modello di una società di calcio, di un top club che si vuole andare poi a confrontare col mercato, che ha sempre, diciamo, quest'ansia di accrescere il fatturato, e che spesso però questo fatturato è cresciuto per inerzia, no? Quindi quasi da solo per tanti anni. Oggi i budget sono molto complicati da raggiungere, quindi il nostro lavoro si è molto mutato, cioè, nel corso degli anni, e quindi siamo passati da un concetto appunto di spettatore, quindi di un fan passivo, ad un fan che produce un contenuto, quindi Web 2, a un fan che lo possiede quel contenuto, quindi Web 3. Quindi il nostro fan si è molto evoluto, si è molto informato, si è molto formato, e quindi per far sì che si facciano soldi in questo mondo serve avere una business strategy, e questo è il caso di scuola, io credo,
Tom è super esperto di Web3, di NFT, di minting, eccetera, eccetera, e quindi non mi perdo io in questi discorsi. Voglio parlare invece di business strategy, perché l'anno scorso, era novembre, eravamo qui, fra l'altro io stavo in un altro club, ma il giorno stesso avrei fatto l'accordo con il Napoli, quindi anche un po' il mio compleanno con il Napoli oggi, sì. E quindi che cosa è successo? I club e anche la Lega hanno cominciato a ricevere delle offerte da tantissimi nel senso player, con un mondo Web3 che ancora era un po', diciamo, vago, no? Cioè noi non lo conoscevamo bene. E se per tanti anni i club hanno fatto un po' lotta fra loro e tutti quanti contro la Lega, poi era un po' questo, diciamo, il mood degli anni passati, in questa situazione si è iniziato a ragionare in modo diverso, e quindi non sto qui adesso a incensare il mio amico e collega alla mia destra per aver aumentato i ricavi da 35 a 80 milioni, fatto tantissime altre cose. Quello che a me interessa è che si è creata una facilitazione del business, perché si uniscono delle competenze. In questo caso specifico possiamo raccontare qualche dietro le quinte, Michele e Tom, se me lo permettete. Cioè il tutto nasce da una telefonata a 3 fra me, Michele e Baldanza, Luca Baldanza del Milan, che saluto. Purtroppo oggi non è potuto essere qui, ma è stato parte attivissima, quindi penso sia giusto rammentarlo, per capire insieme, ma per il calcio italiano qual è la scelta migliore, no? Perché probabilmente se si fosse fatta una scelta soltanto di soldi, come è quasi sempre avvenuto in passato, forse avremmo scelto altri canali. Invece abbiamo deciso di scegliere una visione, che è questa visione che adesso ha appena raccontato Tom, quindi un processo a 360 gradi in cui il club non va a monetizzare soltanto un singolo diritto, ma si mappano tutti quanti i diritti per creare un ecosistema. Quindi questa è la risposta, cioè noi abbiamo scelto OneFootball per creare un ecosistema, e se oggi parliamo con Tom sugli NFT, con Nick Neri sull'OTT o su come sviluppare un contenuto live in modo diverso, quest'estate siamo stati il primo club a fare una pay per view su Facebook del nostro ritiro estivo, grazie a Andrea Sparisci, che è qui da qualche parte, che è il mio collega responsabile del marketing internazionale, sempre attivi, no? Sempre informati, sempre a fare qualcosa di nuovo. E più si fa questo qualcosa insieme, più quindi la Lega sarà un incubatore, no? Sarà un movimento che agisce per il bene futuro del calcio italiano, e più penso spesso saremo qui a parlare di raggiungere risultati e non sempre di come sono bravi l'Inghilterra, il Germania e Spagna, perché questa volta abbiamo fatto prima noi. Tra l'altro, Paola, il tema archivio storico è sempre stato un tema divisivo al 100% in Lega e fra i club, è sempre stato fonte di guerre anche, diciamo, molto importanti. In questo caso? E in questo caso invece è stato utilizzato per creare veramente new business, perché prima l'archivio storico era utilizzato per fare delle produzioni, per fare dei film, per fare dei documentari. Oggi invece è diventato un prodotto di marketing per la prima volta nella sua storia, no? E quindi questo è interessante, ma ci sono tantissimi altri sviluppi di questo tipo di materia. Io faccio un esempio sul Napoli perché ha questa peculiarità, ma un altro grande campo sarà quello del singolo giocatore, no? Quindi dello sfruttare il diritto d'immagine per creare un po' l'effetto Marvel, ce lo chiamo io, no? Quindi l'effetto dei supereroi. Esatto, noi abbiamo tanti supereroi che possiamo andare a convocare in una squadra sola, no? E quindi sono il Napoli, tutti vestiti con la divisa del Napoli. Però poi ognuno ha la sua peculiarità, quindi abbiamo Kim per la Sud Corea, per l'Asia adesso abbiamo avuto il caso Kvaratskhelia che è esploso ovviamente, noi siamo andati in Georgia, in quei paesi interessati a Kvaratskhelia, per creare poi un prodotto Kvaratskhelia per quel tipo di paesi. In questo caso ovviamente il futuro sarà anche quello, no? Quindi sarà andare, poi magari Tom può spoilerare qualcosina, ma ecco, andare a creare delle storie sui supereroi che poi vanno a comporre le squadre e poi vanno a comporre la Serie A. Supereroe Kvaratskhelia, secondo Tommaso Bianchini, che possiamo definire il maître à penser, no? Uno dei maître à penser del marketing per quanto riguarda il calcio Napoli. Ovviamente c'è sempre presente la figura del dottor Formisano.
peculiarità specifiche per quanto riguarda Tommaso Bianchini, soprattutto legato ai social, alla ricerca, il calcio si è spostato lì, nuovi ormai, mercati, e infatti facevano riferimento a quella che potrebbe essere una campagna dedicata ai supereroi per quanto riguarda le figure di Kim e Kvaratskhelia, soprattutto proprio presso i rispettivi paesi d'origine, dove già li incarnano, no, per certi aspetti. Mi fa pensare ai supereroi, alla maschera da uomo tigre di a parte il Napoli, se non sbaglio, fece una presentazione di una maglia con un video tipo a fumetti, a cartoni. Sì. Dei supereroi, mi ricordo quella con la Pantera. Forse quella con la Pantera, il primo anno di Ancelotti, forse, qualcosina del genere. Adesso mi è venuto in mente parlando di supereroi. E beh, è un trend in questo momento. Sappiamo quanto la Marvel, la DC, insomma, abbiano creato questi network pazzeschi con i film e con le produzioni. Il tutto si è spostato ovviamente sui social e sai, può essere un'idea questa, andare. Già sono supereroi, cioè Kim in Corea è un supereroe, Kvaratskhelia in Georgia è un semidio. Cioè, se oggi esistesse Omero, scriverebbe l'Iliade in Georgia. No, ma tu pensa, scriverebbe l'Iliade su Kvaratskhelia. Ieri poi ho letto alcune lamentele sui social, con la Georgia già qualificata, aveva vinto il girone, giochi con Gibilterra, e vabbè, non lo fai giocare Kvaratskhelia. Tu sei pazzo, non fai vedere Kvaratskhelia ai georgiani in questo momento, quindi a parte ha segnato pure poi ieri, ma tanto ormai è abituato. Non fa più notizia. Però sì, effettivamente può essere un modo anche carino, moderno, simpatico di aprire ulteriormente quello che è il marketing Napoli, sfruttando l'immagine, e De Laurentiis questo ne fa un caposaldo con i diritti d'immagine, anche in questi paesi che in questo momento seguono tanto il Napoli grazie ai loro beniamini, e il Napoli prova, tra virgolette, a sfruttare fino in fondo questa immagine che hanno, e di riflesso quindi potenziare anche quello che è il bacino d'utenza poi della stessa società azzurra. Ieri sentivamo in esclusiva l'agente di Diego Demme, Marco Busiello, che ci anticipava che chiaramente per quanto riguarda il Torino Demme è pronto a scendere finalmente in campo. Dopo un inizio complicato c'è stato anche quello sfortunato episodio con Anghissà in allenamento, che chiaramente poi l'ha tenuto lontano dal terreno di gioco per molto tempo, quasi un mese possiamo dire, forse anche qualcosina in più. Finalmente ad oggi Diego Demme è pronto e finalmente potremmo assistere al suo esordio per quanto riguarda la Serie A. Chiaramente il Napoli è alla ricerca ancora di un vice Lobotka. Ecco, forse nei giorni scorsi ci chiedevamo, proviamo a trovare il pelo nell'uovo di questo Napoli, perché ad oggi davvero le cose vanno così bene, si fa male Osimhen e ci sono Raspadori e Simeone in grandissima forma, il portiere, e alla fine arriva Meret che si merita addirittura un grande aumento di stipendio viste le grandi prestazioni. Ecco, forse il pelo nell'uovo era proprio questo, il fatto che mancasse un vice Lobotka, che ad oggi invece potrebbe essere configurato, potrebbe essere individuato proprio nella stessa figura di Diego Demme. Perché in realtà c'è il vice Lobotka, perché proprio Diego Demme, ma con caratteristiche ovviamente diverse da Stan Lobotka, che in questo momento ha caratteristiche quasi uniche nel panorama calcistico, soprattutto italiano. Io in Demme ho fiducia. Certo, ti porta qualcosina di diverso, magari ti dà, non dico più interdizione, perché Lobotka è diventato fortissimo anche in quello, in fase non possesso, anche a rinculare in difesa quando si perde palla, e ti porta qualcosa di diverso. Però se lo schieri con un centrocampo, con Anghissà e con Zielinski, io credo che anche lo stesso Diego Demme, che all'epoca Gattuso fece benissimo, fu forse più lui colui che fece fare quello switch a gennaio al Napoli, credo che ti possa dare assolutamente delle garanzie, perché no. Andiamo al telefono, buongiorno a Monica Scozzafava del Corriere della Sera. Ciao Monica, come stai? Ciao Monica. Buongiorno a voi, bene, grazie, bene. Ci possiamo immaginare addirittura un Diego Demme titolare sabato prossimo, o forse osare troppo con quello che è chiaramente un trend determinato soprattutto da un ottimo Stan Lobotka? Scusami, ti ho perso. Ti chiedevo se possiamo immaginarci anche Diego Demme titolare addirittura sabato prossimo, o forse meglio a partita in corso? Ma io credo a partita in corso, sinceramente. Credo che ci sia bisogno di uno come Lobotka al meglio delle sue condizioni, anche rispetto a Diego Demme, che è vero che ha recuperato, e ha recuperato anche bene, però insomma gli manca il ritmo partita. Il Torino è una squadra che soprattutto
il primo tempo è una squadra che si dà al massimo delle proprie energie, che sappiamo bene che tipo di pressione fa uomo su uomo anche, e che spende soprattutto le sue energie durante la fase iniziale della partita, quindi francamente non me lo aspetto, però poi è chiaro, posso essere smentita. No, leggevo in questo momento sui social anche della UEFA Nations League che celebravano anche lo stesso Kvaratskhelia superstar making, quindi si sta creando una superstar, tra l'altro in 9 partite, 6 gol e 5 assist. Ieri ha segnato anche il calcio di rigore, magari si trova un'altra soluzione visto l'infortunio di Matteo Politano, che insomma resta in dubbio. Io credo, da quello che mi arriva, che per il Torino sia complicato, si tenterà di recuperarlo con l'Ajax senza forzare. A questo punto, Monica, ti giro un pochino il quesito che ci stiamo portando avanti in queste ore e che ci porteremo avanti probabilmente fino a ridosso della gara contro il Toro. Se Politano non ce la fa, Lozano torna venerdì, 3 opzioni: Zerbin, Elmas e Spalletti, sì, o meglio, e Raspadori. Dipenderà molto da che partita vuole fare Spalletti, ma quale credi possa essere quella in questo momento più vicina alla realtà come soluzione? La più vicina alla realtà penso sia quella del sostituto naturale di Politano, anche se appunto arriva venerdì, però io parto dal presupposto che al di là del viaggio che comunque stressa il calciatore, Lozano ha fatto bene, quindi come dire le motivazioni le ha, e quindi queste motivazioni significa adrenalina, significa voglia di continuare a far bene, quindi immagino che Spalletti opti per la sostituzione naturale di Politano, sinceramente. È sicuramente un happy problem, uno di quei problemi che ogni allenatore vorrebbe avere. Ma appunto, come si fa? Appunto, peraltro, avere, diciamo, avere tante possibilità è sicuramente un vantaggio e un bene per Spalletti. Quindi diciamo che è l'ultimo dei problemi, mettiamola così. Non so se ne esista un primo, però come dire, questo è l'ultimo. No, forse quando le cose vanno bene è ovvio, no, che qualsiasi problema venga affrontato anche con un piglio diverso. Ad oggi, per esempio, altro problema felice per Luciano Spalletti è quello di Giacomo Raspadori, che in nazionale con quella 10 sembra esaltarsi ancora di più, e allora darà qualche ulteriore pensiero proprio al tecnico di Certaldo, che farà forse un po' di fatica a tenerlo lontano dal campo. Sì, questo è un altro problema relativo, nel senso che Spalletti credo che continuerà ad utilizzare il suo di metodo. Del resto sappiamo bene quanto le partite con 5 sostituzioni significano tante partite in una, per cui come dire, insomma, non credo che si porrà il problema se porlo dall'inizio o porlo dopo. L'importante è avercelo Raspadori, avercelo in forma eccezionale come è in questo momento, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Che Giacomo Raspadori fosse un calciatore capace di dare delle soddisfazioni al Napoli, oltre che alla nazionale, Spalletti lo sapeva sin dal primo momento, infatti non è un caso che è stato il primo calciatore, l'unico forse per il quale si è speso tantissimo con il club, con De Laurentiis, per averlo in squadra, e sappiamo bene il tipo di investimento, se vogliamo possiamo chiamarlo anche sacrificio economico, che ha fatto il club per Raspadori. Sì, perché rappresentava e rappresenta un investimento prospettico, ma sì anche perché per Spalletti avrebbe potuto dare Giacomo Raspadori un indirizzo diverso alla stagione. Questo è un pensiero suo che peraltro mi ha anche confidato quando io ho fatto l'intervista a Castel di Sangro prima che cominciasse il campionato. Tutto chiaro. Riccardo, se non ci sono altre domande salutiamo e ringraziamo Monica. Abbraccio e saluto Monica. Mi unisco all'abbraccio, Monica, buona giornata. Grazie, buona giornata. Grazie a Monica Scozzafava del Corriere della Sera. E visto che stiamo parlando di nazionali, chiedo al nostro Manuel Bernardo se a questo punto ci può far sentire anche il CT Roberto Mancini. Non voglio tediare Riccardo, né tantomeno voi, con la domanda, o meglio la considerazione: che peccato. L'Italia si ritrova in Nations League, come però poi abbiamo fatto?
Non lo so. Novembre e dicembre si resta a casa al Non calduccio. lo so come abbiamo fatto, non me lo spiego, non me ne capacito con tutte le assenze d'altro. Non dico il Portogallo, perché poi magari col Portogallo Si poteva uscire. potevi uscire, ma come abbiamo fatto a non battere la Macedonia a Palermo resterà un mistero. D'altronde l'ha detto ieri Mancini, ha detto soddisfazione, altro, gli hanno fatto questa domanda, lui microfono alla Rai ha detto passiamo questo dicembre, che per noi sarà una mazzata terrificante. Quindi anche lui è ancora consapevole, cioè non passa. Cioè lo sai Ragazzi, già, lo sai già che dovrai soffrire, no, che ma dovrai stare davanti alla TV, soffriremo. guardare gli inni nazionali delle altre formazioni e chiederti continuamente perché in quel noi no, momento cioè non se sei devo là. vedere Qatar-Ecuador e pensare ma perché non ci siamo noi, meritatamente, perché non ci siamo meritatamente, però è un pensiero che ci attanaglierà da metà novembre in poi e fa ancora più male questo rispetto a quello con la Svezia. Io devo essere assolutamente sì. onesto, sincero, Assolutamente perché sì. sei campione d'Europa, perché sei uscito con la Macedonia, una partita dove hai avuto non so, 20 occasioni da gol e non hai buttata mezza dentro, e poi hai preso un gol paradossale praticamente Sì, alla perché, fine. ma perché pensavi che dopo la Svezia Le come avevi- dire, le avevi il viste guaio tutte, fosse arrivato. le Dice, avevi. vabbè, è toccato anche a noi, non ci siamo qualificati stavolta, vabbè, pazienza. Andrà meglio, sicuramente in Qatar ci rifaremo, magari perché Sì, no. ma lo Arriviamo stesso- a giocare alla Ma semifinale c'era dopo la una vittoria con C'era l'Europeo. una convinzione talmente alta che poi sai, tu andavi lì da campione d'Europa, non dico con la pancia piena, però anche un po' con la mente sgombra. E te la potevi davvero giocare fino in fondo. E ragazzi, ci vediamo. È stato proprio quello il problema. Cioè, se ci fai caso, l'Italia che stava volando Quello era troppo. fino all'Europeo. Dopo l'Europeo l'Italia Dopo è calata. l'Europeo l'Italia è calata tantissimo. scomparsa. Sì. Ma E si è visto anche d'altronde con la tu non Svizzera, perdi il con- mondiale solo con la Macedonia, tu Sì. lo perdi per non aver battuto la Svizzera, per non Per il aver rigore battuto di la Jorginho, Bulgaria, per eccetera, non aver eccetera. battuto l'Irlanda del Nord, o che era l'Irlanda del Nord, sì. Tu lì perdi il mondiale e questo denota come quella nazionale sia arrivata un po' con la pancia piena. Fatto sta che l'è dura, l'è molto 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 dura. E allora soffriamo, ma soffriamo almeno tutti insieme, come l'Italia è sempre stata abituata a fare. Ascoltiamo le parole di Roberto Mancini. Prime domande Rai e Radio Rai, poi se ci sono domande dai colleghi ungheresi fatemi cenno. Microfono qui in prima fila, Donatella Scarnati, grazie. Roberto, complimenti innanzitutto. Ti aspettavi queste due partite così belle e ti aspettavi questo atteggiamento e quanto sei soddisfatto? No, sono soddisfatto molto perché erano due partite difficili. Tutto perfetto, bravissimi ragazzi fino agli ultimi 20 minuti di oggi. Poi, diciamo che lì dobbiamo migliorare. Hai sofferto perché noi abbiamo questa telecamera proprio puntata su di te, abbiamo visto tutta la partita. Hai sofferto, ti sei arrabbiato, poi... No, ho sofferto perché abbiamo fatto troppo bene per stare 2-0 e poi soffrire gli ultimi 20 minuti perché abbiamo smesso di giocare, perché non siamo più saliti, perché abbiamo fatto fatica a tenere la palla. 2-0 e stavamo dominando la partita, dovevamo continuare a fare un altro gol, se c'era la possibilità. Non hai più la voce. No. E Francesco Repice, Radio Rai, dall'altro lato c'è l'altro microfono e alza la mano Fra, così te lo dà lui. No, appunto per questo Roberto volevo chiederti, è un fatto fisico secondo te, perché la squadra un po' era stanca, poi hai giocato con gli stessi giocatori che magari erano un pochino stanchi e poi una parola su Donnarumma, diciamola, visto che poi è stato criticato tante volte e stasera ne ha tirate fuori una più bella dell'altra. Gigio è stato bravo negli ultimi 20 minuti, in momenti di difficoltà, ha parato in quelle occasioni, è stato bravissimo. Io credo che la tranquillità di adesso al PSG credo che gli giovi, insomma. E poi sono felice perché insomma volevo riuscire a fare 2 vittorie sperando di potersi qualificare. Credo che abbiamo fatto veramente 2 ottime partite, però dobbiamo ottenere veramente i 90 minuti tutti e è possibile che la stanchezza comunque abbia un po' giocato. La seconda domanda che ti faccio è, dopo un'ora giocata in quella maniera, contro una nazionale che insomma magari però aveva fatto male alla Germania, aveva fatto male all'Inghilterra, ti cresce un po' di rabbia? Purtroppo
Purtroppo sì, ce l'ho, non è che non posso fare nulla, ho solo soffrire in silenzio che posso fare, oramai. Altre domande? Allora, il collega ungherese prima. Sok szeretettel köszöntöm. Somogyi Zsolt vagyok, Nemzeti Sportból. Azt szeretném kérdezni, hogy tapasztalta ilyet, hogy a idegenbeli mérkőzés előtt 70 000 ember megtapsolja az olasz himnuszt, és mire vélte ezt? Illetve, hát, mint magyar újságíró, természetesen az érdekelne, hogy látta a magyar csapatot, meglepte valamivel a második félidőben, nagyon sok helyzete volt a magyar csapatnak, hogy látja a mi csapatunkat a jövőben? No, il pubblico è stato straordinario, ha incitato la squadra ungherese dal primo alla fine, sono stati bravissimi, grazie anche che hanno applaudito l'inno italiano, e la squadra ungherese credo che abbia fatto benissimo in questa Nation League, ha fatto benissimo all'Europeo, insomma mi sembra che siano 2 o 3 anni che Marco sta facendo un grande lavoro e la squadra comunque che gioca bene e non si batte a caso diverse volte sia la Germania che l'Inghilterra. Abbiamo 2 domande lì da Alessandro Bocci e Guglielmo Buccheri. Poi se non ci sono altre domande chiudiamo e rientriamo in Italia. Buonasera Roberto, volevo sapere, ma ora a novembre si ricomincia con gli esperimenti oppure vuoi vedere ancora, siccome questo gruppo mi sembra che sta nascendo bene, con tanti campioni d'Europa, però anche qualche ragazzo giovane, ecco, volevo sapere... Sì, no, cioè, ci sono giocatori che oggi erano in panchina, che non hanno giocato in queste 2 partite, che magari giocheranno. Però il gruppo è questo, aggiungeremo qualcun altro magari. Si può dire che è nata la nuova Italia, cioè quella... Ci stiamo lavorando, sì, questo sì, ci stiamo lavorando da un po', insomma, le cose sono abbastanza buone, insomma, questa qualificazione credo che sia... Adesso magari non sembra nulla, però poi magari a giugno sarà più bella. Grazie. Guglielmo. Ciao Roberto, Ciao. Velocemente su 2 singoli. Di Marco, ti ha sorpreso il modo veloce anche di come si è inserito? Cioè, se non sbaglio, da Bologna al 4 giugno poi non ha sempre giocato, una volta titolare comunque tutte le altre 6 partite. E poi ti volevo chiedere su Jorginho, almeno io personalmente ho avuto l'impressione che ultimamente è un po' tornato il Jorginho anche come fluidità, movimenti, tocco di palla. È un po' come si può dire anche, perché è chiaro che il peso di quello che è accaduto durante le qualificazioni inevitabilmente ce lo portiamo dietro tutti, figuriamoci lui, però diciamo anche questo obiettivo, questo traguardo raggiunto lo può aver aiutato secondo te in questa fase insomma di rigenerazione personale? Grazie. Io credo che Jorginho abbia fatto 2 ottime partite, per noi è un giocatore molto importante, ci dà equilibrio, ci dà geometria, quindi se sta meglio per noi è un bene, insomma, in quel ruolo lì. E Di Marco è stato bravissimo, ha attaccato tantissimo, ha difeso, ha un piede veramente pulito, quindi è un giocatore molto importante. Allora, 2 domande e abbiamo chiuso. Elefante Gazzetta e lui. Andiamo a casa, poi andare. Dai. Microfoni e ungherese. Gratulálok a kapitány úrnak. Az lenne a kérdésem, hogy a második félidőben volt egy szituáció, amit a VAR ellenőrzött és megismételt. Mi úgy láttuk, hogy fellökték Ádám Martint, 11-es volt. Mi erről a véleménye a kapitány úrnak? No, io non l'ho visto, guardi, non ho ancora visto nulla, quindi non saprei rispondere. Andrea Elefante, microfono lì, prima fila, e poi chiudiamo con Santoni che così ha chiesto l'ultima domanda. Vai. Roberto, hai detto per 70 minuti abbiamo fatto benissimo e l'avete fatto ancora col 3-5-2. Si può dire che questa squadra oggi, da adesso o comunque da venerdì, ha 2 sistemi di riferimento che tu puoi usare indifferentemente a seconda dell'avversaria e dei giocatori che hai, o rimane sempre il 4-3-3 il tuo sistema di riferimento? No, io non ho un sistema di riferimento. A me possiamo giocare con qualsiasi sistema, basta provarli, allenarsi, possiamo farlo, dipende sempre dai giocatori che abbiamo. Sono giocatori abituati a fare questo tipo di sistema, molti, quindi a centrocampo non cambia nulla perché sono sempre in 3. Chiaramente diventiamo 2 attaccanti
abbastanza vicini davanti, anziché avere due larghi, che a volte servono, quindi lì i quinti dovrebbero spingere di come ha fatto oggi. Sì, diciamo che è una cosa buona anche questa, avere insomma due possibilità. Ultima domanda, Andrea Santoni, prego, lì dietro il microfono e abbiamo finito. Eccomi. Allora, volevo chiederti Roberto, no, perché, allora, la voce l'hai persa perché è un colpo di freddo o perché hai urlato particolarmente? Perché ho urlato gli ultimi 20 minuti. Com'è? Perché ho urlato gli ultimi 20 minuti. Ma ti volevo chiedere questo, ma vincere così, no? In questo modo, meno palleggiato, un po' sporco, lottando, ti comincia a piacere? Cioè, nel senso, te sei sempre stato un allenatore che ha cercato il bel gioco e la vittoria attraverso il bel gioco. L'Italia questa piace, no? Ci sono dei momenti che sono un po' più caotici e confusi e c'è grande spirito, grande lotta. Volevo chiederti se ti comincia a piacere anche questo modo di vincere, meno bello, no, però comunque vero. No, a me quando si vince mi piace sempre, quindi questo qua credo che piaccia a tutti. Io credo che veramente nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, col palleggio, con la profondità, ricordando che abbiamo in avanti due ragazzini, cioè abbiamo due bambini davanti, cioè quindi se fra 2 anni i due davanti, se mantengono quello che sono le loro qualità e le migliorano, è chiaro che diventano devastanti. Il resto la squadra ha fatto veramente bene, cioè anche con questo sistema che non è sporco, cioè a volte se... Sì, ma ci sono certe partite dove devi anche lottare, perché non è così semplice, a volte bisogna lottare. Oggi no, insomma, in uno stadio con 70.000 spettatori, a loro bastava il pareggio, quindi non era semplice. Bene, grazie a tutti e con i colleghi dell'Ene ci vediamo a novembre a Coverciano. Grazie. Erano queste le parole di Roberto Mancini, particolarmente entusiasta, vero, del gioco all'italiana. Ci è sembrato molto molto felice. Il gol lo fa tutto Raspadori, ovviamente. Il gol lo fa tutto Raspadori, però sì, bravo, diciamo il gol lo fa Raspadori, diciamo il gol lo fa la difesa ungherese, ha un frittatone lì sul retropassaggio, bravo Gnonto ad andare sul pallone, poi Raspadori però è freddo, perché finta, supera un avversario e poi deposita in rete. Lì molte volte sei anche preso dalla voglia, dalla fretta di battere a rete e poi andare incontro ad un errore. Invece è stato molto bravo l'attaccante del Napoli a temporeggiare, a leggere la situazione e poi a depositare in rete. L'Italia che vince, replica la vittoria contro l'Inghilterra, accede alle Final Four di Nations League. Non è che ha brillato proprio chissà quanto, anzi, cioè il gioco così non è che a me francamente mi entusiasma, però abbiamo visto, ed è abbastanza interessante, questo Di Lorenzo alto sulla destra, diciamo come quarto di centrocampo, che poi diventa quinto, un po' alla Callecon l'ho visto ieri, tanti inserimenti senza palla, sfiorato anche un bel gol sul lancio dello stesso Raspadori, con un sinistro a girare, poco prima con un altro inserimento sul secondo palo era andato vicino al gol. Di Lorenzo ce l'ha gli inserimenti in fase offensiva, non mi stupirei che qualche volta magari, insomma, Spalletti in caso di necessità potesse avanzare un pochino anche il raggio di azione di Giovanni Di Lorenzo, che in questo momento diciamo dovrebbe tirare un pochino il fiato, perché ne ha fatti altre due, ieri ne ha fatti 89 circa di minuti. E sai, parlavi pochino forse del pelo nell'uovo della rosa del Napoli. Bisogna capire quanto Zanoli sia all'interno. Io credo che sia un ottimo prospetto Zanoli, ma è in grado di alternarsi con Di Lorenzo, non dico come Mario Rui e Mattias Olivera, ma di far rifiatare in determinati frangenti Di Lorenzo, perché questo potrebbe aprire poi a un tema in vista di gennaio, eventualmente andare a puntellare l'auto di destra e dar spazio a Zanoli in prestito, magari per fargli avere un po' di minutaggio in più. Questo potrebbe essere più verosimile. Bobot22 scrive: il Torino è un cliente scomodo, e siamo assolutamente d'accordo con te. Siamo assolutamente d'accordo con te, ne parleremo con dovizia di particolari nel corso dei prossimi collegamenti, anche dal punto di vista tecnico-tattico. Credo che sia una di quelle sfide per amanti dei tatticismi, per amanti della match analysis, per amanti della lettura di quello che è il gioco del calcio, anche visto
dalle prospettive dei rispettivi allenatori, però il nostro Manuel Guardasole ci sta caricando dei contributi interessantissimi, addirittura noi a Calcio Napoli 24 TV, qui dai nostri uno Spalletti dopo, ti dico. Abbiamo uno Spallettone di ieri sera, se non sbaglio, Sì. giusto? Spalletti, intervenuto credo fosse la premiazione... La cerimonia di premiazione delle società campane, sto leggendo, vedi, organizzata dalla LND Campana, dove sono stati premiati i campioni regionali e vice campioni d'Italia del Napoli for Special, progetto che il Napoli ha adottato e sostenuto con entusiasmo e passione in adesione al campionato di calcio denominato Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale. E C'è allora, anche Luciano Spalletti. visto che sono tanti contributi, andiamo rapidamente. Prima la D della Lega di Serie A, Calcio Napoli 24 TV, Luigi De Siervo, appunto, sui diritti TV, sentiamo. Nel 24 vorremmo anche qua dare un segno di maturità, diciamo, di tutto il sistema, riuscendo ad assegnare i diritti entro la fine di questa stagione. Sarebbe, tra virgolette, un record, consentirebbe ai broadcaster di programmare diversamente, come dire, la loro attività, consentirebbe a noi di concentrarsi per l'appunto su tutta una serie di mercati internazionali che meritano, come dire, attenzione ma soprattutto tempo ed investimenti. È chiaro che diciamo, lo scenario competitivo nel nostro paese è estremamente, diciamo, usiamo un termine elegante, semplificato, e quindi questo, diciamo, ci obbliga a pensare in maniera creativa. Non ci è mai mancato per la verità, ma lo faremo soprattutto questa volta, quindi in accordo appunto con i club e poi con l'autorità stiamo cercando di battezzare delle linee guida che ci consentano di avere più frecce nella nostra faretra e quindi... Anche perché diciamo il Champions League, che può essere preso, no, come modello anche di ricavi aumentati nel tempo, succederà tra novembre e dicembre più o meno l'assegnazione dei diritti per il triennio 24-27, con la Champions tra l'altro modificata, cambiata, eccetera, eccetera. Quindi prendere il modello, prima dicevi andiamo a New York, anche perché siamo in un mondo, quello americano, dove la competitività a livello di broadcast e tutto il resto è eccezionale, più miglioriamo anche sulle tempistiche, più probabilmente miglioreranno anche i ricavi e la gestione di chi quei diritti li va a prendere. Sì, che non sembri una giustificazione, ma dovete riflettere su un fatto abbastanza semplice. I ricavi della Champions League oggi nel ciclo attuale valgono circa 3 miliardi e mezzo. La nuova riforma porterà una crescita delle partite, oggi sono 125, ne aggiungeranno 80. Questo significa due cose. La prima è che quello che era un prodotto tendenzialmente stagionale, autunno-primavera, diventa un prodotto annuale e quindi arriva adesso ad avere una durata tale per cui compete con maggior forza contro il campionato nazionale. E l'altro elemento è che se l'obiettivo è quello di passare da 3 miliardi e mezzo a 5 miliardi, questo miliardo e mezzo tendenzialmente in un mercato che sta dimostrando di essere flat come somma complessiva degli investimenti di broadcaster, significa che qualcuno guadagnerà meno soldi. Questo significa che la battaglia che voi leggete sui giornali stabilmente, se passare la Serie A da 20 a 18, e la battaglia sui calendari, di fatto è una guerra feroce tra gli organizzatori delle competizioni per avere più date da inserire all'interno dei propri campionati. E questa differenza di eventi sta cambiando in maniera inesorabile il nostro modello. Cioè nel futuro, tendenzialmente, se non saremo più bravi della media, rischiamo di avere 2-3 eventi a livello globale, sul mondo del calcio parlo, poi non entro in cose dinamiche più complesse, 2-3 eventi globali e tutti gli altri residuali. Perché in realtà anche, diciamo, gli over the top o le big tech, come volete chiamarli, stanno pensando sì a fare gli investimenti, ma degli investimenti su dei prodotti che siano dei nice to have, cioè dei prodotti essenziali per quel mercato. Se invece la crescita, diciamo, in termini sportivi di campionati come quello inglese, la crescita in termini di quantità di eventi e quindi fatta poi da squadre così importanti come la Champions League, rischia di relegare non soltanto la Serie A ma tutti gli altri campionati a avere uno spazio inferiore, minori soldi, minori risorse nel proprio territorio e ancora maggior difficoltà nel diventare prodotti in qualche modo interessanti per i broadcaster, anche perché sapete meglio di me che il mercato televisivo nel corso degli ultimi 3 anni è cambiato sostanzialmente, mentre prima la televisione più tradizionale, che fosse satellitare o analogica o digitale, c'erano dei bouquet e all'interno dei quali uno accendeva un canale sportivo e vedeva una selezione di sport migliori. Oggi sempre più gli sport che non sono
rilevanti in quel mercato, quindi parlo per esempio per la Serie A all'estero, rischiano di finire in dei canali OTT. Il che significa, se lo si guarda da lontano, di straordinario perché uno riesce a programmare, a far vedere tutte le proprie partite, ma in realtà l'audience e il pubblico intercetta è una frazione di quello precedente. Quindi sta cambiando tutto, quindi il digitale, come ben detto, è il motore dell'innovazione anche per la Lega Serie A, che come sapete ha investito sul VAR di Lissone, su tutto quello che riguarda un po' l'innovazione del prodotto televisivo, ma è anche, come dire, il nostro peggior nemico. Ricordo solo per un secondo la pirateria e soprattutto la modalità di fruizione che cambia dando maggior scelta all'utente finale, ma in realtà riduce sostanzialmente l'esposizione di eventi. Questo come si combatte? Investendo di più, cercando di essere più accattivanti, e se voi guardate con attenzione Serie A dovreste aver notato nel corso degli ultimi mesi un ricorso nei momenti in cui, diciamo, fisiologicamente il gioco è fermo, a delle telecamere cinematografiche che noi per primi stiamo usando massicciamente per raccontare tutto quello che avviene al bordo campo, durante la preparazione della barriera, prima di un calcio d'angolo. Cerchiamo di spettacolarizzare, di drammatizzare, usando un linguaggio più cinematografico, quello che è il contesto del racconto. Questo, come l'infinita serie di investimenti che stiamo facendo sulla tecnologia, sul 360, sul metaverso, potremmo fare, ci saranno i miei colleghi, ne parleranno diffusamente più tardi, questo rappresenta quello che una lega sana deve fare, cioè usare quello che sono la parte digitale, tecnologia, per cercare di essere sempre più vicino all'utente finale, con un prodotto sempre migliore. Le parole della D della Serie A, De Siervo per Calcio Napoli 24 TV, grazie a Manuel Guardasole, dal Social Football Summit in svolgimento in Roma. Anche domani continueremo con i nostri collegamenti, ci sarà fra gli altri, ci saranno il CT Roberto Mancini, ci sarà Federico Pastorello, agente tra gli altri appunto di Alex Meret, ma non solo, e chissà che non possa essere proprio la volta buona per avere il famigerato annuncio sul rinnovo di Alex Meret. Vi andiamo a riassumere le ultime. Si parla di un adeguamento e un prolungamento ovviamente dell'accordo, passando da uno stipendio di 1 milione di euro all'anno fino a 1,7 milioni di euro all'anno. Prima di andare avanti con i nostri contributi, però, come avevamo promesso, ascoltiamo e vediamo anche il contributo di Luciano Spalletti, e si tratta di un piccolo minutino, un saluto del tecnico toscano intervenuto ieri ad una premiazione. Ovviamente lì tutta la giornata, tutti i giorni ho accolto con grande disponibilità di venire in questo luogo con questi campioni qui che ci sono da premiare. C'è da aggiungere poco a quello che ha detto il dottor Lombardo, nel senso che non è solo quello che si vede in TV lo sport che conta, ma è anche e soprattutto questo qui. Ci sono due tipi di campioni in generale. C'è il campione a cui qualcuno ha dato attraverso la sua forza, la sua possibilità di donare delle qualità e delle giocate fenomenali come Kvaratskhelia, Osimhen, come Raspadori e tanti altri di cui... Le parole di Luciano Spalletti, giusto un accenno ai protagonisti, Osimhen, Raspadori. Intanto il mondo deportivo esalta Di Lorenzo, il più pericoloso in Ungheria-Italia. Sì, vero, ha avuto diverse occasioni. Ho detto, c'era anche un altro mi è piaciuto articolo, molto alla, mettiamola così. Come lo chiamavano? Dilo di ferro. Dilo di ferro? Dilo di ferro. No, no, carina, no, Dilo di ferro. Si rivede quello di Napoli, è tornato il Dilo di ferro. In questo caso andiamo a leggere le pagelle di Di Lorenzo, appunto 7 dalla Gazzetta dello Sport, 7 da Repubblica, Corriere della Sera 6,5, Il Mattino 7, Corriere dello Sport 7, Tutto Sport 6,5. Chi è che ha coniato la locuzione Dilo di ferro? Il Corriere della Sera. Dilo di ferro. Dilo di ferro è carina, dai. Ci sta come nomignolo, mettiamola così. No, ieri bene, soprattutto in fase offensiva, attento anche in fase di non possesso.
Il problema resta sempre qui, prima o poi deve tirare il fiato sto ragazzo, non è che può giocare 50 partite tutte 90 minuti e quindi bisognerà che poi Spalletti prima o poi inizi a gestirlo. Andiamo al telefono e diamo il buongiorno a mister Pasquale Casale. Ciao mister, grazie per essere oggi qui con noi. Buongiorno. Mister, innanzitutto con te vorremmo parlare della prossima sfida tra Napoli e Torino. Sappiamo che Juric tende a impostare le partite con i classici duelli 1 contro 1, mai come stavolta saranno fondamentali quindi gli strappi di Guicia Kvaratskhelia e lo stesso Piotr Zielinski. Sì, hai ragione, anche se penso che Kvaratskhelia soffra un po' la mancanza dell'uomo, perché l'abbiamo visto anche nel primo tempo con tiri interni, nella prima partita, in altre situazioni, insomma, io preferirei una squadra che gioca a zona, perché con le caratteristiche di Kvaratskhelia partire sempre un po' una marcatura più lenta è un vantaggio, quindi potremmo avere delle problematiche, però può darsi che Spalletti in questa occasione possa optare con una squadra più offensiva e più diciamo, capace di l'uno contro uno giocare l'uomo. È proprio la partita dove le individualità sono fondamentali, non solo Kvaratskhelia, ma io vedrei bene anche Raspadori in questa partita, insieme a un attaccante di loro. Quindi potremmo almeno anche in partita in corso, uno schieramento molto più offensivo se il Torino dovesse chiudere un po' tutti gli spazi, perché il problema del Napoli in passato è sempre stato questo, cioè quando trovo delle squadre che si chiudono si fa fatica, insomma. E le capacità di alcuni giocatori in questo momento potrebbero essere proprio determinanti. Non escluderei una squadra con più giocatori offensivi dentro. Eri una mezzala, mister, ovviamente, quindi la domanda su Piotr Zielinski, un tuo parere sull'epopea napoletana di Piotr Zielinski non può mancare. No, Zielinski si sta sacrificando molto, però la continuità, il ruolo, poi il campionato, si dice, nel lungo periodo si dice se un giocatore si è adattato o no, perché lui sta facendo un grande sacrificio. Questo mettersi a disposizione degli altri, insomma, è fondamentale anche per il Napoli, perché abbiamo avuto sempre un problema, lo abbiamo a metà campo nelle transizioni quando ci dobbiamo difendere. In questo momento Zielinski lo sta facendo bene, in passato un po' meno. Speriamo che dia continuità a questo suo rendimento, anche perché se vogliamo mantenere un atteggiamento offensivo dobbiamo avere dei centrocampisti che si sappiano sacrificare in fase difensiva. Anche perché penso che Kvaratskhelia va lasciato un po' più libero. Io dicevo, ho sentito dire qualcuno che l'ha coniato un nuovo termine, Maradona, per dire sì, che ha delle qualità, però è anche vero che Maradona era libero di giocare e spaziare dove voleva. Io vedo questo giocatore che nel futuro possa avere più libertà di movimento e quindi di decidere la sua posizione in campo. In questo senso poi ha bisogno di centrocampisti intelligenti che si sappiano adattare e sacrificare per il proprio compagno. Zielinski in questo momento lo sta facendo, Botica lo sa fare, anche inizia lo stesso, quindi è fondamentale avere 3 centrocampisti così e in questa ottica è fondamentale chiaramente Zielinski. Sì, mister, ovviamente io in questo momento voglio porre anche l'accento su un termine che è tanto caro a Luciano Spalletti, che è appunto equilibrio, la ricerca dell'equilibrio nelle due fasi, in fase di impostazione e in fase ovviamente di copertura. Lei poco fa ha parlato del centrocampo, di quanto sia importante Lobotka in tal senso, il vero equilibratore della mediana del Napoli, però io vorrei porre anche l'accento su un giocatore che quest'anno finalmente sta nuovamente tornando sui suoi livelli, vale a dire Piotr Zielinski. Qual è stato il click secondo lei di questo cambio nuovamente di Piotr Zielinski? Si parla solamente di un aspetto tattico, l'anno scorso magari non aveva digerito appieno quello che era il ruolo da sottopunta, seppur poi tra 4-3, 4-2-3-1, insomma cambia tra virgolette poco, soprattutto nella fase di non possesso. Ecco, come vede, come sta vivendo la trasformazione di Piotr Zielinski in tal senso? Ma innanzitutto poi i giocatori si legano al proprio passato e quindi fanno fatica a cambiare, poi arriva il momento che si devono decidere perché la concorrenza aumenta, i giocatori importanti nel Napoli ci sono adesso che possono scalzare il posto, c'è anche un Dombele che potrebbe venire fuori, quindi la motivazione più semplice è quella di guardarsi intorno dopo un anno magari di
poca convinzione, perché io continuo a dire che questo era successo anche a Amsi, giocare sotto punta per un centrocampista che ha giocato a Pisa 10-15 gol, marcavano il mediano, perché tra l'altro in questo mediano non ci sono mediani che ti sanno tenere. Vediamo anche noi con Lobotka che fa fatica nell'1 contro 1, domenica con De Catelera ha fatto fatica, quindi giocare in quel ruolo da sottopunta, da centrocampista è la cosa più bella che ci sia, perché stai sempre ai 16 metri, uno con le qualità di Zielinski dovrebbe essere super motivato, invece ha avuto questo, si è legato a un ruolo diverso come succedevano anni, che l'ha rifiutato. Quest'anno vedo che forse è messo alle spalle al muro, perché ormai non può sparire un giocatore come esiste, non può sparire un altro anno o essere incompiuto per un altro anno se vuole fare il salto di qualità. Evidentemente ci sta pensando il massimo sotto la guida anche di Spalletti, che cura molto questi movimenti, l'ho visto anche l'anno scorso. Insomma è un allenatore che cura molto gli aspetti difensivi anche dei centrocampisti, quindi sta migliorando moltissimo, ma penso che sia legato molto alla sua motivazione di mantenere il posto prima di tutto, e poi di fare questo salto di qualità che gli permetterebbe di aspirare anche a club più prestigiosi. Mister, a questo punto approfittiamo della tua saggezza anche per chiederti di un altro centrocampista, Elif Elmas. Vado proprio diretto. È un centrocampista da Napoli, Elif Elmas? Elmas? Sì, Elmas, il macedone. Ma guarda, Elmas è un ibrido, è difficile collocazione, l'ho sempre sostenuto. E paradossalmente 30 anni fa sarebbe stato il classico Jolly, no? alla Prandelli, per chi il calcio se lo ricorda. È un giocatore che si può adattare a tutto, in certi momenti della partita se entra diventa devastante, dando l'impressione che se giocano quando gli altri calano di fisicità, lui viene fuori. E dovrebbe trovare una collocazione, anche lui dovrebbe cercare una collocazione più sicura, insomma, più certa, perché giocare un po' a destra, un po' a sinistra, un po' interno, un po' esterno sinistra, insomma ti dà il vantaggio di giocare sempre, però non cresci nel ruolo. La differenza, guarda, abbiamo detto il finisco, da quando sto giocando fisso in un certo modo sta migliorando anche le prestazioni, per convinzione, anche perché poi per continuità di gioco, insomma, se giochi in una determinata parte del campo riesci a esprimere piano piano, a capire meglio i movimenti che devi fare, come ti devi muovere in funzione della squadra. Se continua a cambiare sempre il zona del campo diventa difficile. Un po' le sue attitudini ad essere disponibile a tutto, a tutti i ruoli, un po' non avendo un ruolo fisso, non è impiegato in un ruolo fisso, fa fatica ad emergere. In certi momenti sembra veramente un giocatore che ti può dare tantissimo, in altri si perde. Io penso che sia questo, cioè la non continuità del ruolo che non gli permette di fare il salto di qualità. Quindi, per rispondere, diciamo, alla mia domanda, mister, sei stato bravo da brava mezzala, insomma, a sviarla, ma è da Napoli oppure no? Guarda, a volte dei giocatori sono in funzione della squadra anche in questo ruolo, perché ognuno, anche quello di essere un Jolly potrebbe essere una pedina importante per il Napoli, e quindi sì, perché anche questi giocatori ci vogliono. Il problema è che è più un giocatore per il Napoli che per come gioca per se stesso, cioè, perché un po' che sul mercato si va sempre a cercare un giocatore di culo, quindi anche dal punto di vista personale lui potrebbe avere grandi soddisfazioni a Napoli come tappabuchi, come giocatore alternativo a tutti, e meno in prospettiva futuro per il suo mercato, per il suo futuro. In questa ottica, come lo utilizza Spalletti, potrebbe essere anche una pedina importante quando non hai qualcuno per giocare lui, insomma, perché poi i doppi ruoli non ci sono. Vedendo Lobotka, per esempio, per dirne una, fa fatica, abbiamo Dem, ma non è Anghissà lo stesso, non ha l'alternativa. Interno sinistro potrebbe essere Elmas con Zielinski, ma non è un ruolo, sono ruoli scoperti nel doppio ruolo, quindi avere un giocatore che si adatta facilmente è un vantaggio per la squadra e quindi per il Napoli, e in questo senso sì, è un giocatore funzionale e utile al Napoli. Tutto chiaro, mister, grazie mille per essere stato oggi qui con noi, un abbraccio e buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Ancora a mister Pasquale Casale. Credo che sì, arrivano degli aggiornamenti, perché vorrei guardare anche a cosa sta succedendo in casa
Torino e apro questi due articoli che ovviamente campeggiano, signori, su calcionapoli24.it. Gazzetta dello Sport, Pellegrini, esami per lui, esito dolce amaro. Nel dettaglio, sofferenza muscolare al lungo adduttore destro procurata dagli esiti di una elongazione priva di lesioni. Nulla di grave, ma deve evitare di affaticare il muscolo e osservare 2 giorni di riposo e terapie. Significa andare al Maradona solo in tribuna. Quindi out Pellegrini, Miranchuk che dicono stia recuperando, spinge per esserci, c'è anche Ricci a forte rischio forfait, mentre è sicuro Voivoda. Quello di Voivoda. È un Torino abbastanza rimaneggiato, sì, sembrerebbe. Con qualche acciacco. Linetti sicuro, poi ci sono le ultime anche su Lukic, arrivano in questo caso sempre dal Corriere di Torino. Andiamo nel dettaglio. Titolare di centrocampo solo Karol Linetti, è sicuro di una maglia da titolare. Poi per il resto Sasha Lukic giocherà stasera in Norvegia e con la Serbia e tornerà regolarmente al gruppo a Filadelfia solo giovedì, quindi anche qui ci sono dei dubbi. Sì, insomma vedremo poi quelle che saranno le scelte di Juric. Io intanto vedevo che sul Transfer Market sono state aggiornate le valutazioni, arrivate le nuove valutazioni. Aspetta, facciamo il giochino. Ok, dai, vai, mi piace. Devo fare il giochino. Mi piace. Lo sto solo iniziando a In caricare. questo momento quali valutazioni sono cambiate? Tra l'altro vi spoilerò che il Napoli ha subito solo variazioni verso l'alto. Infatti era 450 e rotti la valutazione precedente, adesso siamo già ai 4,80. Detto ciò, Kvaratskhelia è salito. Kvaratskhelia, che era valutato circa 10 milioni. Quanto è valutato adesso sul Transfer Market? Vediamo se conosco un pochino. Transfer Market ad oggi lo valuta tra i 18 e i 20. Acqua. Di più? Acqua. Di più? Acqua. Ma cosa stai dicendo? Acquissima, ragazzi. 30. Acqua ancora. Acquetta in questo fuocherello. Pochino? Siamo sui 40? Un po' meno. 35 milioni 35 milioni di euro la nuova valutazione Kvicha Kvaratskhelia. Arrivato fino a per 10 milioni. Sappiamo che poi le valutazioni Transfer Market servono solamente solo lui. Lui, Raspadori, che ne valeva, se non sbaglio, circa 20, è salito a 30 adesso. Kim, che ne valeva in realtà 12, è arrivato a 25, quindi praticamente il doppio. Seppur sono indicative, ragazzi, non sono le valutazioni reali, perché il Napoli in questo momento, se gli arriva un'offerta da 35 milioni per Kvaratskhelia, De Laurentiis fa una risatona di quelle proprio goliardiche. Però a testimonianza di come in questo momento, vedete, le valutazioni di questi giocatori siano già in aumento. Già c'erano stati gli aumenti, per esempio, di Anghissà, dello stesso Lobotka, però quello di Kvaratskhelia, insomma, fino a pochi giorni fa era portato come 10 milioni, che era il valore di quanto il Napoli lo ha pagato. Adesso risulta 35 milioni. Quindi, oltre ai risultati sul campo, come potete vedere, una diminuzione del monte ingaggi, in realtà adesso la rosa sta aumentando il proprio valore. E il monte ingaggi resta uguale. Il monte ingaggi non cambia, però la rosa sta già aumentando. No, ragazzi, ma 35 non è la valutazione che il Napoli fa di Kvaratskhelia, cioè, non è che sono pochissimi. Ad oggi il Napoli non fa valutazione. Napoli oggi non fa valutazione su Kvaratskhelia, ma perché non intende cedere Kvaratskhelia. Napoli solitamente il giocatore del genere 2 anni sono il minimo. Sarebbe stupido per il Napoli cederlo in questo, anche se arrivasse qualcuno che gli portasse 100 milioni. Non credo che arrivino i 100 milioni, però qualche squadra che si avvicinerà sui 35-40, ragazzi, ci sarà sicuramente. Non lo so di più, dipende come va se continua così è normale. Se continua così a fine stagione Kvaratskhelia ne vale 70-80. Potrebbe, sarebbe un qualcosa di pazzesco. Deve continuare così. Deve continuare a questo livello, Kvaratskhelia che segna 20 gol in Serie A con queste prestazioni. Lui cosa disse con in questo livello di gioco vale 70 milioni De Laurentiis. Che disse in quell'intervista a Castelvolturno? Sì, disse io li vendo tutti. No, sul campo che era ancora stagione in corso, l'intervista a Sky a Castelvolturno, mi pare al collega Modugno, e gli fecero la domanda su Kvaratskhelia. Quando lui annunciò di fatto di aver preso Kvaratskhelia, mi disse sì, è un crack, mi auguro possa essere un crack, insomma, con quel ghigno, Ghigna già sapeva, vedi, lui. L'altro dei soldi ce ne ha messi lui.
Sì. Arriva il report da Castelvolturno, signori. Zielinski e Lobotka rientrati dalle nazionali, aggiornamenti su Politano e Osimhen. Andiamo a leggerli ovviamente, sempre su calcionapoli24.it. Sono rientrati Zielinski e Lobotka, che sul campo 1 hanno svolto lavoro di scarico. Attivazione in palestra e successivamente circuito di forza sul campo 2, chiusura con lavoro tattico e serie di partitine a campo ridotto. Politano ha svolto allenamento personalizzato, mentre palestra e terapie per Victor Osimhen. Ecco, in questo caso il report dà una sponda a quello che diceva Tutto Sport questa mattina, perché ieri hanno fatto lo stesso tipo di lavoro Politano e Osimhen, oggi invece ha fatto una sorta di personalizzato. Politano si presuppone in campo a questo punto, visto che non c'è riferimento a palestra e terapie, magari misto, chiamiamolo così. C'è comunque una differenziazione fra il bomber nigeriano e l'esterno ex Sassuolo, che a questo punto mostra segnali di progressione in quello che recupero dal suo infortunio. Siamo pronti, Emanuele, con l'altro contributo legato a De Siervo? Dimmi di sì in auricolare. Perfetto, la comunicazione è quanto mai precisa e chiara. E allora, ringraziando ancora una volta Manuel Guardasole e salutandolo, ascoltiamo anche il resto delle parole dell'Adi De Siervo. In realtà i limiti non ci sono, ce li rappresenta un po' quello che ha fatto la Premier, che è partita, come sapete, oltre 30 anni fa e che ha avuto la capacità, diciamo, di investire subito all'estero. È impossibile crescere fuori, diciamo, senza fare gli investimenti mirati e senza continuare appunto a credere in un progetto in cui diciamo, è folle focalizzarsi solo sul proprio paese. Ed è quello purtroppo che ha fatto il nostro calcio, lo diciamo oggi avendone purtroppo la plastica certezza leggendo i dati. Eravamo in testa al mondo 20 anni fa, in questi ultimi 20 anni gli spagnoli, come sapete, hanno vinto diciamo tra qualsiasi cosa. Gli inglesi hanno diciamo, vinto meno della metà degli spagnoli, noi abbiamo vinto meno della metà degli inglesi. E quindi diciamo che in questa logica in cui la parte sportiva purtroppo ha perso competitività, ma soprattutto, lo dico da manager, da persona che come voi cerca tutti i giorni di fare bene il proprio mestiere, abbiamo perso l'occasione nel momento in cui eravamo in cima al mondo di affermarci come i leader di un mercato, e quella mancanza di visione di allora la paghiamo tutt'oggi. Quindi la distanza che ci separa da quei numeri, da quei risultati, è data innanzitutto dal problema infrastrutturale, che è il problema di questo paese. Quello su cui dobbiamo riflettere è che spesso si dice dobbiamo avere un grande evento per poter fare gli stadi. È l'opposto, è semplicemente l'opposto. Bisogna avere gli stadi per avere i grandi eventi. E quindi anche qua il richiamo a Roma, alla politica, è di guardare allo sport, come ha detto giustamente Presidente del CONI, in maniera attenta, profonda, cercando possibilmente di dotare, diciamo, questo governo di un Ministero dello Sport, dotato evidentemente di portafoglio, ma mi permetto, partendo da qua, di fare una proposta, perché se vogliamo davvero, come è stato citato nel panel precedente, ospitare degnamente un campionato europeo, o forse chissà qualcosa anche di più, dobbiamo prima avere gli stadi. E per avere gli stadi in questo paese, chi è a Roma lo sa meglio di tutti gli altri, perché la storia di questo stadio della Roma è una storia infinita, come lo è la difficoltà che sono state a Firenze, quelle che stanno affrontando oggi Inter e Milan a Milano. Dobbiamo probabilmente in questo paese, questo sì, chiedere al governo di nominare un commissario agli stadi, perché probabilmente solo attraverso un commissario si riusciranno a superare quegli infiniti ostacoli burocratici che oggi, come dire, rendono impossibile, diciamo, come dire, non mancano i soldi, non mancano i progetti, non mancano gli imprenditori, come dire, che hanno una visione tale da poterla interpretare. C'è un mercato già pronto, il nostro calcio merita, con tutto il rispetto per il tempio in cui siamo, di più dal punto di vista, diciamo, della predisposizione allo spettacolo televisivo da un lato, e soprattutto per poter accogliere quello che sono un po' le opportunità. Se avrete modo di viaggiare, ve lo auguro nei prossimi mesi, andare a visitare il Santiago Bernabéu per come è stato modificato, o lo stadio del Tottenham, per citare l'esperienza inglese, è un altro universo. Dobbiamo chiedere con forza come movimento alla politica non tanto e non solo degli aiuti, dei contributi, ma di dotarci di strumenti. Lo strumento che oggi manca per gli stadi è sì un tavolo, diciamo una regia complessiva, ma probabilmente dotare una figura di quella
autorevolezza necessaria. Però hai citato il Bernabéu, che diciamo è uno stadio che potrebbe essere paragonabile a San Siro, nel senso che nel centro della città, sulla Gran Via, in mezzo a Madrid, eppure anziché buttarlo giù e farne un altro, l'hanno ammodernato, ristrutturato, ci stanno mettendo 3-4 anni, ma sarà una bomba quando finirà. Quindi si può fare, come giustamente dicevi, sì. serve però essere preparati per poterlo far fare. Ma guardate, i nuovi stadi, per chi non è un esperto, sono sorprendenti, che riescono a togliere, diciamo, a spostare il manto erboso in blocchi, sono in grado chiaramente sembra di entrare in un hotel a 5 stelle, gli spazi commerciali sono 5 volte quelli potenzialmente espandibili in stadi come i nostri. Quindi diciamo, se vogliamo competere dal punto di vista sportivo, in termini di spettacolo, ma soprattutto per portare quei grandi eventi, sono stati citati oggi nel panel precedente, io credo che, diciamo, tutti uniti, come spero che lo sport ancora una volta possa dimostrarsi, dobbiamo chiedere che ci sia su questo aspetto un focus speciale. Questo è un paese che soffre un gap nel mondo dei ricavi, ma sono gap che potremmo colmare se avessimo due cose semplici: un supporto, come ho detto, sugli stadi, e l'altro tema su cui so che sono particolarmente impopolare e che spesso si sorride quando si parla di questo argomento, è il tema della pirateria. Questo è un paese purtroppo tristemente famoso nel mondo per essere al primo posto per gli atti di pirateria digitale. Non riguarda evidentemente solo lo sport, ma anche il cinema, che ha un altro, e la televisione, ha un altro indotto molto importante per questa città, per questa regione in particolare. Commettere un atto di pirateria digitale è un fatto semplice, apparentemente pulito, ma che genera dei danni a catena mostruosi. Quello per cui oggi noi non siamo più in grado di competere in termini economici con gli altri campionati nasce purtroppo da chi ci vuole più bene, i nostri tifosi, che per non pagare, e capisco che in un momento di difficoltà economica come questo i 30 euro legati a un abbonamento per quella Serie A possono sembrare una cifra alta, ma sono una cifra necessaria se vogliamo mantenere uno spettacolo a certi livelli. Il calcio si deve autosostenere, lo può fare solo se il suo spettacolo viene pagato, e più saremo le persone che pagheranno regolarmente l'abbonamento e più questi prezzi potranno abbassarsi nel futuro. Se questo Paese non vince la sfida contro la pirateria, credetemi, la nostra capacità, per quanto possiamo essere dotati di idee, spirito, alleanze, diciamo, non riusciremo mai a vincerla. È una sfida che riguarda tutti e dobbiamo, anche se, ripeto, è un fatto antipatico, perché sembra che uno, come dire, violi chissà che cosa nel momento in cui si chiede di rispettare una regola e pagare un abbonamento regolare, questo mi sembra un fatto grave. Non mi soffermo sul fatto che tutte le volte che qualcuno naviga lascia un filo digitale di Arianna che può essere seguito. Le forze dell'ordine hanno appena multato 6.000 persone come noi che vedevano la partita regolarmente, ciascuno di loro gli verranno notificato un precetto per oltre 1.000 euro a testa. Ma non è con la paura che io credo che potremo vincere questa sfida. Credo che dobbiamo semplicemente fare un sillogismo, capire se vogliamo, come vogliamo, che il nostro calcio torni a competere a livello internazionale, dobbiamo dotarlo delle risorse necessarie. Quello che si è visto dal punto di vista sportivo quest'anno è abbastanza chiaro. Il campionato inglese è un'altra categoria e lo sarà sempre più, perché con quei margini e con quei ricavi possono permettersi di comprare tutti i giocatori più forti d'Europa, pagandoli forse anche 2 volte o 3 volte il loro valore di mercato. Assolutamente. Però dicevi serve un aiuto del governo per la questione degli stadi, probabilmente serve anche per il discorso dello streaming e della pirateria, perché se tu dici la paura non è l'unico deterrente, però se ognuno può fare, diciamo, come vuole, senza avere conseguenze, è impossibile andare avanti. Chiudiamo sistematicamente ogni weekend sportivo centinaia di siti pirata e notifichiamo tramite la Guardia di Finanza una serie, migliaia di atti di pirateria. Queste persone, ripeto, nel tempo verranno tutte, come dire, sanzionate. Ma il punto vero è che abbiamo trovato la formula tecnica, avviene già in Inghilterra, non a caso gli inglesi hanno la pirateria più bassa in Europa. Basta tra virgolette che l'autorità, che è la GCOM, possa dotarsi di un sistema che si chiama machine to machine, cioè che dove in automatico, visto che nelle immagini, come sapete, c'è un fingerprint, gli viene intercettato il sistema, viene certificato, perché la macchina, come tutte le macchine, può commettere anche una valutazione che deve essere verificata. Nel momento in cui viene certificata, questo sistema dovrebbe consentire che quel sito cade in tempo reale.
Questa è l'unica soluzione che noi abbiamo. Se il nostro sistema politico non consente alla nostra autorità, che è per definizione terza parte rispetto a tutti gli interessi in gioco, di intervenire proteggendo, diciamo, soprattutto per eventi come i nostri, sono eventi live, quello che è diciamo, il criptaggio e quindi la possibilità di essere un evento, di restare un evento a pagamento, questo evidentemente crea un danno gigantesco al sistema. Solo in Italia, per darvi una misura, la pirateria ha fatto danni nel mondo del calcio, della Serie A, per oltre 1 miliardo negli ultimi 3 anni. Avete idea di quanti campioni avremmo potuto trattenere al nostro campionato o andare a scoprire nuovi talenti in giro per il mondo con una cifra di questo tipo? Quindi queste sono le dimensioni del problema, e la difficoltà è che, come al solito, i pirati hanno costantemente idee e cercano, questa è una battaglia tra guardie e ladri, la storia più vecchia del mondo, ma proprio per questo motivo le persone che vivono di questo aspetto e tutte le persone che dicono di voler bene al calcio devono necessariamente farsi, come dire, in qualche modo testimoni di un modo diverso di fruire il calcio. Una splendida intervista di Trevisani per De Siervo che il nostro Manuel Guardasole ci ha portato a conoscenza, ha portato alla nostra conoscenza proprio grazie al lavoro che sta svolgendo al Social Football Summit. Continuerà domani, se possibile, giornata ancora più ricca, Mancini, Pastorello, De Rossi e tanti altri qui sugli schermi di Calcio Napoli 24 TV, quindi restate sintonizzati. Guarda che devono restare sintonizzati sempre, Riccardo. Oggi c'è filo diretto? Assolutamente sì, a partire dalle 16 con il sottoscritto, quindi ci saremo, si parla di Napoli-Toro, Ti va come argomento Mario Rui Melliconi? Mario Rui? Mario Rui Melliconi. Non è che mi... Perché secondo la Gazzetta dello Sport però... ha il telecomando. Ha il telecomando. Okay. Ed è con questo che gestisce sì, è lui, gestisce un altro azzurro. Nello specifico, qui c'è Kvaratskhelia, a dargli una mano debbono essere tutti. A cominciare, scusate, dagli è chiamato a coprirgli le spalle. Non era facile immaginare che Mario Rui, aspettate, sto sottolineando davvero alla Kaiser, telecomandare Kvara indicandogli quando venire incontro e quando invece partire senza palla. Sì. Praticamente il movimento che stiamo vedendo così spesso, passaggio su Kvara, di nuovo Mario Rui, intanto reinserimento della mezzala di turno, se non vado errato spesso Zielinski, è tutto impostato proprio dal portoghese. Una giocata ormai classica, scrive la Gazzetta dello Sport. C'è il georgiano che si propone per la sponda, il portoghese così si improvvisa giustamente regista, il piedino d'altronde non è niente male, così da aprire lo spazio per l'affondo in profondità di Zielinski, palla avanti, palla dietro e terzo uomo. Per matare il toro può essere un'opzione da prendere in assoluta considerazione. Se possibile, anche stavolta, o meglio se possibile, è assolutamente doveroso tessere le lodi di Mario Rui. Ma questo sicuramente. Mi fa specie, ecco. Lo senti in cabina di regia del nostro Manuel Bernardo? No, ho mutato il microfono, meglio così. No, ma è giusto che bisogna fare un applauso a Mario Rui per la costanza e la professionalità. Poi è capitato di criticare Mario Rui per delle prestazioni non eccelse, ha tirato la carretta solo per anni su quella fascia. La possibilità adesso di alternarsi è un plus inestimabile per quanto riguarda il Napoli. È uomo spogliatoio, è uno, tra l'altro, Kvaratskhelia stesso ha detto, il primo che mi ha, diciamo così, iniziato alla realtà a Napoli è stato Mario Rui, quindi Mario Rui per me merita gli applausi, merita i complimenti. Poi se dovesse sbagliare merita anche delle critiche, ma fa parte del gioco del calcio. Quest'anno sta dando delle garanzie, le ha date già l'anno scorso, con Spalletti si vede che il rapporto di fiducia c'è, con Gattuso c'era meno in realtà, e lo ha detto più volte anche il suo agente Mario Giuffredi, quindi io non mi stupisco in questo momento di Mario Rui, però ho una convinzione che alla lunga le qualità di Mattias Oliveira gli faranno guadagnare, diciamo così, una percentuale in più rispetto alla questione titolarità. Ti farà piacere leggere il messaggio di Albert. Ieri Szoboszlai, non so come si scrive, è stato il migliore dell'Ungheria. Beh ragazzi, che lo scopriamo adesso, il buon Dominik Szoboszlai, con me sfondate una porta aperta. Ieri in realtà non mi ha entusiasmato, lo sai, Szoboszlai? Cioè, è vero che qualcosa di le azioni più importanti partono da lui, è praticamente ovunque.
Però forse qualcosa. predicava un po' nel deserto ieri, no? Sì, mi aspetto sempre qualcosa in più da lui, sì. Predicava un po' nel deserto, gli asedicisti sono spariti, effettivamente non si legge più A16, bene così, anche e soprattutto per il Napoli, si vede che il Napoli sta andando particolarmente bene in campionato, leggendo ancora i messaggi, la sorpresa più bella di questa nazionale è Mazzocchi, che però gioca a sinistra, quindi ragazzi per il Napoli non è particolarmente, diciamo, non c'è tanto spazio, visto che gli azzurri hanno deciso di intervenire con grande convinzione su Mattias Olivera, che secondo il nostro Emanuele Bernardo prima o poi farà le scarpe a Mario Rui. Confermi, Emanuele Bernardo? Conferma? Sì, conferma la fiducia in Mattias Olivera. Per me è semplicemente un discorso naturale, nel senso che non ci sarebbe nulla di strano. Bello però che ad oggi, complice anche qualche problema fisico dell'uruguaiano, Mario Rui stia continuando a far pesare quella che è la sua esperienza, quella sua abilità tecnica, e quindi bene così che poi lo stesso Spalletti abbia, diciamo, problemi per quanto riguarda la titolarità nel ruolo di terzino sinistro. Addirittura c'è l'imbarazzo della scelta, quando fino a qualche tempo fa ne aveva a stento uno e doveva fare gli straordinari, sempre Mario Rui, proprio per l'infortunio di Fosi Gulam, mai sostituito. Questa storia per esempio è sempre stata un mistero, cioè si sapeva che Gulam aveva dei problemi, eppure a ogni estate, a ogni gennaio ci ritrovavamo dicendo però magari ha mostrato, potrebbe fare delle partite, ce la fa, non ce la fa, e poi alla fine non ce la faceva mai, si è salutato terminando il proprio contratto con gli azzurri lo stesso Fosi Gulam. Tra l'altro si era letto che addirittura potesse andare in una squadra italiana, potesse tornare a giocare da Benevento dai Cannavaro, quindi... Si è chiusa? No, per ora non ancora, però sono in trattativa. Ovviamente il Benevento vuole vederci chiaro dal punto di vista della tenuta fisica di Gulam. Io mi auguro che la trattativa possa andare in porto, perché vorrebbe dire per Gulam avere ancora qualche anno di carriera davanti e star bene fisicamente. Io me lo auguro davvero di cuore, e per il Benevento e per lo stesso Fosi Gulam. Andiamo di nuovo in collegamento dal nostro Manuel Guardasole. Buongiorno Manuel, ben ritrovato. Rieccoci ragazzi. Allora, questo è l'orario del pranzo, quindi sono tutti impegnati in quella che è la sala giù, sostanzialmente la zona antistante gli spogliatoi dello Stadio Olimpico. Dalle 14 ripartono i panel e gli appuntamenti. Il primo sarà con Andrea D'Amico e Giota Copina, qui alle mie spalle. Proveremo anche subito dopo il panel, qui fin quando non salgono sul palco non li può intervistare, dopo certamente sì. E poi successivamente, come vi dicevo, la coppia Lele Adani e Bobo Vieri, per parlare un po' dell'evoluzione anche del calcio attraverso i social, Twitch eccetera. Subito dopo Coca-Cola, che sta proponendo quel format su DAZN con gli autogol, e ci saranno gli autogol per parlare di questa tipologia, quella che una volta era quella di mai dire gol, per intenderci. Questo più o meno è il programma del pomeriggio. Poi, come vi dicevo, domani soprattutto Roberto Mancini e Daniele De Rossi, intervistati qui, sempre sul palco allo Stadio Olimpico, sono l'appuntamento principale, ma come vi dicevo ci sarà anche Federico Pastorello e altri ospiti che proveremo a portare anche da noi. Splendida location davvero in questo momento, lì il cielo sopra Roma con l'Olimpico. Complimenti a Manuel anche per la scelta dell'inquadratura. Manuel, parliamo a questo punto anche delle tematiche di attualità in casa Napoli. Ci aggiornerai ovviamente con tutto ciò che succederà. Tra l'altro Andrea D'Amico, lo ricordiamo per chi non se lo ricordasse, ecco, ha avuto un ruolo fondamentale nel trasferimento dello stesso Lorenzo Insigne proprio in quel di Toronto. Tornando all'attualità, Manuel, parlavamo del Napoli, parlavamo di quello che è ad oggi il contributo dello stesso Mario Rui. Secondo la Gazzetta, ad oggi ha addirittura il potere del telecomando, praticamente quel movimento che vediamo con Kvaratskhelia e Zielinski ripetersi con una certa frequenza arriva tutto dai piedi di Mario Rui. Un tuo commento, un tuo giudizio sull'avvio di stagione del portoghese? Sì, innanzitutto ti dico che Andrea D'Amico interverrà proprio su quelle tematiche, perché il panel delle 14 è focalizzato sull'espansione in America del calcio, appunto con Giota Copina e con altri ospiti.
tornando al calcio e alle cose di Casa Napoli, io ho visto la partita di sabato sera di Mario Rui, magari avrò modo anche di vederlo stasera, e l'ho visto anche integrato in quelle che sono i dettami della nazionale del Portogallo, ma portando un po' di Napoli, perché di fatto lui spesso andava a cercare quelle posizioni, soprattutto nella zona offensiva del campo, che sono solite per lui nel Napoli di Spalletti. E ti dirò di più, perché la palla che dà in mezzo nell'assist vincente è un po' la palla che darebbe a Simeone soprattutto, ma anche ai movimenti di Raspadori, e quindi mi sembra davvero in un ottimo momento di forma, e chissà che questo approdo in nazionale con l'infortunio di Rafa Guerrero, che ha dato sicuramente maggior spazio, non possa far sì che davvero sia una stagione importante per lui. Ma Vincenzo, parliamoci chiaro, è il Napoli che è in fiducia, e lo vedi perché praticamente tutti i nazionali hanno fatto bene, escluso Elmas, ma la Macedonia era ormai fuori dai giochi nel suo gruppo, e forse Zielinski, ma credo sia uno dei peggiori momenti storici della Polonia degli ultimi anni. Ma poi Ostigard aveva trovato il gol e gli è stato annullato, Kvaratskhelia ha fatto 5 gol in 6 partite e 2 assist, e poi chiaramente Raspadori, che con la nazionale italiana sta trainando. Non solo Raspadori, perché chi ha visto le 2 partite dell'Italia ha visto un Di Lorenzo che in quel 3-5-2 ancora con più possibilità di spingere e di giocare a tutta fascia, e con una copertura chiaramente del terzo difensore centrale alle sue spalle, mi sembra davvero più travolgente in quel ruolo. Tra l'altro, parlavamo del Portogallo, io notavo e leggevo la rosa del Portogallo. Per me è una nazionale che può tranquillamente arrivare tra le prime 4 ai mondiali. Si consiglia che Leao, che in Italia sarebbe titolare ovunque, lì è riserva, perché c'è João Félix, c'è Ronaldo, c'è Bruno Fernandes, c'è Bernardo Silva, c'è Ruben Neves, cioè fanno paura lì davanti. Anche dietro comunque sono giocatori importanti come lo stesso Mario Rui, ma a prescindere da tutto, Diogo Dalot, Pereira, Diaz, insomma è una squadra veramente... Non pensavo fosse così forte questo Portogallo, e sarebbe stato bello poter affrontarli, purtroppo non è stato così. Manuel, a questo punto lo chiedo anche a te, però restando in ottica Napoli, un po' spoilerando quella che sarà poi il tema del filo diretto. Abbiamo detto Raspadori molto bene in nazionale, 2 gol decisivi nelle ultime due giornate. Politano non me lo immagino titolare col Torino, anche se dovesse recuperare. Secondo me l'obiettivo è portarlo ad Amsterdam con l'Ajax. Lozano torna praticamente per ultimo, e insomma lì si contendono la maglia in 3: Elmas, Zerbin e lo stesso Giacomo Raspadori. La tua preferenza qual è? Ma non mi sorprenderebbe se Spalletti decidesse di cambiare qualcosa e far giocare chi oggi sta meglio, e quindi far giocare sia Raspadori, sia Simeone e sia Kvaratskhelia, e troverà lui la formula. Però è una possibilità, credo, ad oggi, anche per quello che è stato lo spazio che Spalletti ha concesso, addirittura di vedere Zerbin in quel ruolo, a questo punto, considerando che Lozano arriva soltanto per la rifinitura. Poi vediamo, perché chiaramente dobbiamo aspettare la rifinitura, magari Lozano dimostrerà di essere a posto sia con le energie fisiche, anzi con le energie psicofisiche, visto il rientro dall'altro continente, e quindi magari giocherà proprio lui. Però credo che ad oggi ci sia la fortuna, e forse ho deviato la tua domanda, ma di avere diverse soluzioni. Quella che meno preferirei io è chiaramente Zerbin, per una questione di esperienza, e perché non bisogna sottovalutare affatto i prossimi impegni, che sulla carta possono sembrare più semplici di quelli affrontati sinora, ma che vengono in un momento chiave della stagione, perché il doppio match con l'Ajax e gli impegni di Serie A che si trovano in mezzo a queste due partite di Champions League sono di fondamentale importanza, sono alla portata, ma le devi vincere. E quindi secondo me ad oggi far giocare chi sta meglio è la migliore soluzione. Il modulo quasi viene dopo, e quindi punterei sulla coppia Raspadori-Simeone, anche insieme, soprattutto visto quanto Raspadori ne giovi dal giocare al fianco di una punta, e quindi nel ruolo di seconda punta. Tutto chiaro, grazie mille Manuel per essere stato oggi qui con noi. Ovviamente ti auguriamo buon lavoro e a domani dal Social Football Summit. Buon lavoro anche a voi. Ricordo chiaramente agli amici di Calcio Napoli 24 di restare sul canale YouTube e aggiornare
nel pomeriggio, perché tutti gli altri interventi saranno pubblicati sul nostro canale YouTube. A dopo. Ciao Manu. Grazie a Manuel Guardasole. Scrive Bobot, ci chiede: ho letto che il ritorno di Kim alla nazionale, dalla nazionale sarà molto complesso. Cosa succede? Arriverà tardi anche lui? Ragazzi, deve arrivare dalla Corea. Nel senso, in genere, qualora andasse tutto bene, potrebbe essere tranquillamente a disposizione, però abbiamo visto spesso e volentieri, non soltanto con Osimhen, anche con gli altri nazionali che fanno dei voli transcontinentali, mi viene in mente Irving Lozano, le cose chiaramente potrebbero complicarsi, anche perché è un momento di scioperi, c'è comunque una crisi dettata da una guerra, ecco, insomma, non è che è sempre facile, e quindi ecco che i quotidiani questa mattina hanno aperto anche all'ipotesi che lo stesso centrale coreano possa ritardare nel suo ritorno in città. Aspettiamo e vedremo cosa succede. Tore Falanga, quindi mo si dice panel, una volta era il gruppo di discussione. Sono d'accordo, Tore, nel senso che anche a me piace preservare la lingua italiana, però voglio dire, in un collegamento ci può anche stare che per brevità di contenuti, per accorciare i tempi, uno dica panel. Ci può anche stare. Sì, ci sta, dai, non mi sembra nulla di così grave. Gli aseticisti sono spariti, eliminiamo, signori, i commenti inneggianti a modalità diverse di fruizione dello spettacolo sportivo che non siano quelle ufficiali, per favore. Qui siamo comunque ad ogni modo sempre a favore della legalità. Poi quando c'è da criticare DAZN o Sky o chi per essi, siamo stati sempre i primi a farlo. A proposito, insomma, spero che abbiate avuto anche abbiate avuto risoluzione dei problemi nella ricerca dei biglietti per quanto riguarda Napoli-Torino. Ieri Ticket One era saltato per circa mezz'ora, 40 minuti, ma poi il tutto è stato prontamente risolto. Mats and Panel makes nice songs. Questa l'hai capita? Come no, Mats e Panella. Panel, in tal senso. Il nostro grande Tore Falanga from London, se non sbaglio. Tutta una questione di accenti, vedi, come sempre. Sarebbe? Nel senso panel, panella, dipende dall'accento. Ed è con questa battuta, signori, che vogliamo concludere Calcio Napoli 24 Live quest'oggi. Grazie a Tore Falanga, ma anche ovviamente grazie a tutti coloro che ci hanno seguito non soltanto su YouTube ma anche sul 79 del digitale terrestre. Sappiamo che siete in tanti e ovviamente vi ringraziamo, così come ringraziamo Emanuele Bernardo, il nostro Claudio Russo all'ufficio stampa, e Riccardo Cadavano, che ritroverete alle 16 per il filo diretto. Esattamente, quindi ci vediamo più tardi dalle 16 alle 17, il format ormai lo conoscete, chiamate in diretta nella trasmissione che è di fatto vostra perché siete voi i protagonisti, ci confronteremo come sempre, quindi ci vediamo dopo. Un saluto infine da Vincenzo Credendino, vi auguro un buon proseguimento di giornata sui nostri schermi e a domani con Calcio Napoli 24 Live.